non c'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Amici telespettatori, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Sono le 21.00, oggi è giovedì 24 ottobre, che devo dire, ancora argomenti che ci interessano da vicino, la politica, l'economia, la manovra. Però prima vi voglio subito far vedere il nostro palinsesto, Eros, grazie. Eccolo pronto per noi. Chi abbiamo? Partiamo subito con Giovanni Coppiello, la notissima azienda che si occupa di carni equine e non solo, che sono sulla Vigonza, in provincia di Padova, con un format Love in Food che andiamo a spiegare gli abbinamenti enogastronomici. E poi in chiusura alle 22.50 abbiamo il nostro consulente del risparmio Davide Maso che ci darà le ultime indicazioni su come ottimizzare bene i nostri risparmi. Che dire, sono le 21.01, ancora qualche minuto e poi partiamo subito con la diretta con i nostri ospiti. Mi raccomando, rimanete incollati al nostro televisore. Siamo ancora qui da Coppiello a Busa di Vigonza per il nostro abbinamento enogastronomico con Luigi Berstran, famosissimo e noto enogastronomo, e la Pamela, la nostra cuoca titolare, cuoca esperta di prodotti di cibo. Pamela, mi dici questa volta cosa ci hai riservato come pietanza? Sì. Cosa parliamo oggi? Vero, del pollo con le prugne? Allora partiamo da questo, che è un pollo speziato con prugne e sesamo. È semplicemente una sovraccoscia di pollo tagliata a pezzi e saltata in padella con dell'olio dove prima ho sciolto delle spezie, curry, curcuma, un po' di pepe. Quando il pollo è bello rosolato ci aggiungo un po' di acqua, un po' di sale, faccio cuocere per una quarantina di minuti e alla fine cottura ci aggiungo le prugne, lascio che si amalgami bene tutto in modo che il pollo comunque prenda un po' della dolcezza delle prugne e quando poi in piatto ci metto qualche semino di sesamo sopra e in questo caso ho deciso di accompagnarlo con del couscous con delle verdure. Benissimo, ecco, direi che come vedete la Pamela ci ha sintetizzato una ricetta facile, easy, dove ovviamente il prodotto si può anche prenotare qui da Coppiello, però tutto con prodotti naturali, l'abbiamo già detto nelle altre puntate. Questa cosa la rimarco perché non dobbiamo lasciarci tentare dai sapori neutri, ma dai sapori marcati ma naturali. Grazie Pamela. Luigi, qual è l'abbinamento giusto? Beh, in effetti Pamela ci ha già anticipato il couscous, perché comunque la scelta del couscous... Allora, prima di passare a questo, un piccolo inciso sull'utilizzo delle spezie, molto giusto, molto corretto, farle rosolare prima in olio extravergine d'oliva, in modo che sprigionino tutti i loro aromi, si tostino leggermente e poi passare alla cottura. Quindi corretto, e fatelo anche voi a casa, mi raccomando. Abbinamento che abbiamo deciso insieme è il couscous con le verdure, leggero, fresco. Se volete aggiungerci qualche fogliolina di menta ci sta bene con i sapori un po' esotici del curry, delle prugne, con questo abbinamento un po' che richiama il Medio Oriente, e poi naturalmente il vino, la parte più interessante, più bella, che unisce le persone. Io ho deciso di abbinare un Sauvignon dei Colli Orientali del Friuli, un vino fresco, leggero, profumi tipici, caratteristici, che secondo me si sposa molto bene con questo piatto. Benissimo, quindi ovviamente la logica è, mentre tu Luigi così assaggi un po' gli odori, i profumi del vino, naturalmente mangiare il pollo con il couscous e non mangiare tutto il pollo e poi dopo mangiare tutto il couscous e fare un abbinamento. Sì, la logica è che questo è un piatto unico fondamentalmente, quindi abbiamo poco tempo. Venite su una buona gastronomia, come in questo caso Coppiello, vi può fornire il prodotto, la materia prima di alta qualità, e semplice abbinamento a casa, il couscous, pochi minuti, 1 a 1, il rapporto con l'acqua, è pronto subito, lo uniamo con qualche verdura e abbiamo un piatto. Quindi ricordiamo completo. Il vino, allora, è bianco? Un Sauvignon dei Colli Orientali del Friuli, vi consiglio come abbinamento in questo caso,
servire fresco, mi raccomando. Quindi il vino friulano un po' saporito, diciamo, usiamo questo termine. Oli orientali, sapori forti, bella mineralità, pulisce bene la bocca. Benissimo. Luigi, grazie. Allora Pamela, invece lasciamo quindi la nostra pietanza, passiamo ad altro perché qua vedo sempre delle bellissime cose. Cosa hai scelto allora ancora per Passiamo a noi? questi che sono straccetti di tacchino con nocciole, speck e rosmarino, magrissimi da saltare in padella con un po' di olio, un po' di sale. Quindi anche molto semplice la Esatto, preparazione. li vendiamo qui in negozio, ce ne sono anche di moltissimi altri tipi, ma ho scelto questo perché è un po' più particolare. E ecco, da abbinare con del riso. Riso Alla curcuma. Quindi non è un riso così, ma è stato poi trattato dalla Esatto. nostra Pamela. Riso basmati. Sì, l'abbinamento in questo caso gastronomico con il riso, anche qui parliamo di un piatto unico, quindi amici sportivi che ci seguite, un bel piatto unico, ricco, sostanzioso, tacchino, carne magrissima, qualche minuto, sono straccetti, quindi ci mettono veramente poco, un po' di speck per renderli più gustosi, e il riso basmati io ve lo consiglio con un po' di curcuma o anche altre spezie, un po' di curry, quello che più ci piace per renderlo un po' più gustoso, e naturalmente spezie che fanno tanto bene. Diminuiamo l'utilizzo del sale, in questo caso anche nella pietanza principale, unendo il riso con il tacchino, quindi creare in bocca la rotondità e l'armonia tipiche di questo Quale piatto. vino, Luigi, per noi questa volta? In questo caso ci spostiamo, andiamo in Trentino Alto Adige con un Pinot Nero, giovane in questo caso, non particolarmente affinato, sapore molto leggero del tacchino. Con il riso abbiamo le spezie che fanno un po' da spalla a questo vino. Pinot Nero, ritroviamo in questo caso i piccoli frutti del bosco, sentori tipici, caratteristici, un bel colore rubino con riflessi leggermente violacei e un vino... Un figurone, insomma, cioè qua andiamo sul magro per attività sportiva, per anche un pranzo veloce con un vino saporito, bello dal sapore deciso, è un'ottima combinazione. Bene, allora grazie Luigi, grazie Pamela per questa ulteriore vostra testimonianza. Non ci resta che vi lasciamo in sospeso per la prossima puntata. Vediamo ancora cosa ci riservano la nostra cuoca Pamela e il nostro esperto enogastronomo Luigi Bressani. Benvenuti, ecco di nuovo in diretta, sono le 21:08, 07, non si riesce a leggere bene. Vi voglio subito presentare i miei ospiti. Gli argomenti di cui parleremo oggi sono fondamentalmente tre, spero di riuscire a trattarli tutti assieme. Parleremo di Belluno. Vi ricordate, un anno fa abbiamo fatto anche una trasmissione a metà novembre, siamo stati i primi come insieme delle persone a essere sul Nevega, alla Belluno, per raccogliere le testimonianze dei disagi di quel brutto 27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre, 3 giorni molto, molto difficili per la cittadinanza delle province di Belluno, ma poi adesso vedremo anche non solo Belluno. E allora oggi bisogna ricordare, ma bisogna ricordare in senso positivo, perché questo sforzo che c'è stato in questo periodo dell'anno, esattamente un anno fa, non sia dimenticato e non siano dimenticate le problematiche che non sono state ancora risolte. Poi parleremo di manovra economica, perché qua ogni giorno ne sento una, c'è un vero e proprio terrorismo mediatico e questo terrorismo mediatico sicuramente sta influenzando l'economia. E poi parleremo invece del governo, questo governo, faremo un punto alla situazione, ha fatto qualcosa di buono? Questa manovra economica si può considerare una manovra di rilancio economico
oppure invece è un tassificio, come mi piace dire. Lo scopriremo con i nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo Rossano Moracci, che è consigliere comunale di Albignasego, che è un comune in provincia di Padova, di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Nonché responsabile veneto del Partito Difesa e Sicurezza. Poi abbiamo invece Cristiano Testa, lo stiamo aspettando, del Movimento 5 Stelle, in strada, quindi ancora qualche secondo di pazienza, il traffico del giovedì sera incombe. Abbiamo invece Enrico Pizzolo. Enrico Pizzolo è presidente di Confagricoltura Vicenza. Il settore agricoltura, come sapete, venerdì c'è stata una puntata interamente dedicata al mondo dell'agricoltura. L'Ovin Food l'ha fatta da padrone, il nostro format dedicato al food, e abbiamo raccolto le testimonianze di anche operatori del settore, di esperti del settore. Sicuramente c'è molto da fare, quindi con Pizzolo affronteremo ancora queste tematiche legate al mondo dell'agricoltura. Benvenuto Pizzolo. Grazie. Poi abbiamo Renato Bobo Miatello della Lega. Buonasera. Ben ritrovato, a grande richiesta a Miatello, perché comunque la sua esperienza è stata importante e fondamentale anche nell'altra puntata quando è stato in diretta qui con noi. Poi invece abbiamo Massimo Bortoluzzi, che è consigliere provinciale di Belluno. Buonasera a tutti. Della Lega, ovviamente. Poi invece abbiamo Andrea Cecchellero, che è sindaco di Posina, o di Posina? Posina. Posina? Posina. Posina, sono stato bravo, in provincia di Vicenza, militante della Lega. Benvenuti a tutti. Ecco, allora, Bortoluzzi, lei comunque dalla sua esperienza, mi siedo, Eros, anche se lo sgabello che mi hai dato non mi piace molto, penso che, cioè, tu lo sai che se cado poi ci vogliono milioni di euro di danni qua. A parte la battuta, Bortoluzzi, sdrammatizziamo, facciamo il punto della situazione di quello che è successo un anno fa. Ecco, io la ringrazio innanzitutto di aver accettato questo invito anche col sindaco di Posina, perché comunque effettivamente raccontare le testimonianze, mi ricordo in quel metà novembre dell'anno scorso, c'era veramente, io ho visto negli occhi degli ospiti, ecco, prego Eros di mandare in onda, ecco, lo vediamo negli schermi. Siamo stati veramente i primi, ecco, a raccontare quello che è successo quei giorni là. Abbiamo portato le telecamere, come vedete un ampio consenso trasversale di tutti i partiti politici, imprenditori, che evidentemente c'era qualcosa di forte, era successo qualcosa di forte. Però cerchiamo, Bortoluzzi, lei mi ricordo che ecco, mi ha molto toccato un anno fa proprio raccogliere la sua testimonianza della sua partecipazione attiva, cioè mi ricordo non ho dormito la notte, abbiamo chiamato e abbiamo fatto, quindi io veramente mi ricordo che sentivo proprio la tensione nell'enunciare quelle informazioni, cioè vedevo che effettivamente lei le aveva vissute direttamente, le aveva sentite, aveva raccolto le sofferenze della popolazione e delle persone che la riguardano da vicino. Ecco, dopo un anno, dopo effettivamente tanto è stato fatto dalla Regione, tanto è stato fatto anche dalla popolazione locale, cerchiamo di fare, come dire, il punto della situazione. No, sicuramente quella giornata che abbiamo fatto in Nevegail con lei, eravamo là, ero là anch'io, ho fatto un po' il punto della situazione, di quello che era successo. Io l'ho vissuta in prima persona perché dal giorno 27 di ottobre, giorno in cui abbiamo aperto la sala operativa in provincia di Belluno, io ho ancora la delega alla protezione civile e alla difesa del suolo e quindi ero un attore all'interno di questa sala operativa. Sono stati dei giorni drammatici, ma delle settimane drammatiche, perché comunque siamo andati avanti per diverse settimane. Ecco, mentre lei parla, Bortoluzzi, vediamo le immagini di quel momento là, sono non immagini di oggi ovviamente, ma sono immagini di quei giorni là. E da qui vediamo proprio la devastazione del territorio. Il territorio è stato devastato, parliamo di 700 mm di acqua caduti in 2 giorni e mezzo, con venti che hanno spirato oltre 200 km all'ora. Quindi capite che l'evento è stato un evento veramente, veramente forte. Quindi approvato, sia la popolazione è stata approvata da questo evento e il territorio ne ha pagato le conseguenze. E fortunatamente tutto è funzionato per il meglio, la macchina ha funzionato bene,
La comunicazione ha funzionato bene, ho proprio detto anche ieri ai miei colleghi consiglieri, ho detto tutto il sistema di comunicazione ha funzionato e la gente è stata all'interno delle proprie case. Quindi bisogna potenziare anche i social network su questo, per questo fine. Bisogna cercare di trovare un canale istituzionale che non ci siano le fake news come quelle che ci sono adesso, che sono tanto contestate. Bisogna che ci sia un canale ufficiale dove tutto viene dato con ufficialità e che sia anche credibile. Nel nostro caso ha funzionato, è stata la salvezza della popolazione di Belluno, perché se non fosse funzionato questo tipo di comunicazione, molto probabilmente saremmo qua a contare molti morti. Ne contiamo 3, un morto vero, perché vero sono tutti e 3 morti, però un morto proprio a causa dell'alluvione, a causa della tempesta, che è stato il giorno 29 a Feltre, un albero che si è schiantato è caduto sulla macchina e purtroppo abbiamo perso una vita umana, e dopo ce ne sono stati altri 2, uno che era andato a vedere il torrente in piena e probabilmente è stato travolto dalle acque, e un altro signore che è andato a vedere una signora che è andata a controllare mentre tagliavano un albero e purtroppo l'albero gli è caduto addosso. Però la gente ci ha ascoltato, i canali hanno funzionato e la macchina ha funzionato, perché dal previsore che ha deciso, che aveva emanato con ARPA, aveva emanato il bollettino meteorologico, a tutto il sistema di protezione civile tramite la Regione del Veneto, che ha fatto sì di emanare un bollettino veramente puntuale e preciso, che ha dato delle informazioni utili per far sì che venissero chiusi gli uffici pubblici, che il lunedì le fabbriche abbiamo richiesto che fossero chiuse, la chiusura delle fabbriche il pomeriggio, alle scuole chiuse, perché abbiamo tenuto le scuole chiuse per una settimana. No, infatti mi ricordo, Portulzi, che quel periodo là, mi ricordo io personalmente, quando ho sentito la diramazione dell'allarme meteo dalla regione, ho detto: ma guarda questi qua che rompiscatole, no? che chiudono tutto, che fanno, ma che esagerati, no? Cioè alla fine noi in pianura abbiamo detto che esagerati, no? Come per dire che cos'è questa. Poi mi ricordo benissimo che in quel periodo lì, infatti poi abbiamo puntato, si ricorda Portoluzzi, la puntata proprio raccontando il fatto che comunque a livello mediatico era più importante la barca di Berlusconi, che all'epoca, perché la mareggiata aveva preso anche la Liguria, si era schiantata sul pontile del porto, piuttosto che magari il disastro che è successo in provincia di Belluno, ma in tutto il Veneto, tutta la parte alta del Veneto, perché qua abbiamo anche il sindaco di Posina. Dopo mi dispiace che non ci sia qualcuno magari che rappresenta anche l'altopiano di Asiago, perché è stata una parte molto dovevamo colpita avere proprio... fra l'altro Munari, lo salutiamo, ma Munari purtroppo ha avuto un imprevisto, quindi sarebbe stata sicuramente una testimonianza viva. Ecco. Sì, perché c'è stato un danno ambientale, possiamo chiamarlo, oltre al danno proprio sul territorio. Abbiamo avuto tutti questi schianti, che parliamo di 13.000 ettari in Veneto, circa 13-15.000. Adesso man mano che si va avanti si scopre che c'è ancora qualcosa che si è schiantato, perché magari gli alberi si sono appoggiati su altri e quindi lo schianti sono molto maggiori rispetto a quello che si pensava fosse successo. Parliamo di una devastazione, vedete qua mi sembra che sia la Val Visdende, se non vado errato, la Val Visdende, parliamo di 600 ettari di schianti. Mi sono preso degli appunti perché qua ho tanti di quei numeri, parliamo di 700 ettari solo in Val Visdende, quindi capite l'estensione veramente di alberi abbattuti. È stato un disastro immane, ci vorranno anni se non secoli perché il bosco ricresca. Dopo bisogna valutare, per esempio in Val Visdende ci sono delle tesi, dicono lo ripiantiamo o lasciamo che cresca spontaneamente. C'è chi dice di ripiantarlo, c'è chi dice di no, di lasciarlo crescere spontaneamente. Ci sono dei posti dove il bosco era nato dopo l'abbandono della montagna e quindi anche qui bisognerà fare delle valutazioni proprio sul bosco. Senta Portoluzzi, poi approfitto per chiedere, facciamo proprio un resoconto, questa qua è un po' la dinamica di quello che sono, io ripeto, poi chi ha avuto la possibilità a posteriore come me, dopo 15-20 giorni di essere sul posto, vi posso dire che purtroppo le immagini non rendono, diciamo, come dire, giustizia all'effettiva, perché una cosa è vederle in fotografia, una cosa è vederle dal vivo.
Vi posso garantire che veramente ci si sente impotenti rispetto alla forza della natura, una natura che purtroppo siamo un po', visto che siamo super tecnologici, non la rispettiamo più, ce la consideriamo come un optional, però certe volte la natura si risveglia e fa la sua parte. Ecco, però facciamo un resoconto proprio delle giornate temporale, cioè nel senso, dopo un anno che cosa effettivamente è stato fatto di utile e che cosa a Bortoluzzi invece secondo lei non è andato e si sarebbe potuto fare meglio. In quest'anno qua intanto abbiamo già cominciato ad asportare gli alberi, tutti gli alberi schiantati. Chiaramente abbiamo dei posti dove possiamo asportarli e delle aree dove non possiamo asportare gli alberi per un motivo ben preciso, che sono i siti valanghivi. Dove ci sono i siti valanghivi non possiamo tirar via gli alberi, perché se no c'è la possibilità che facciano più danni, che l'asportazione degli alberi faccia più danni di quelli di non asportarli. Quindi stiamo aspettando di fare le opere paravalanghe e dopodiché potremmo asportare anche gli alberi su queste aree qua. L'appalto per quanto riguarda queste opere qua è stato fatto, vale circa 140 milioni di euro e Veneto Strade ce l'ha in capo e l'ha appaltato il 30 settembre, è riuscito a appaltare tutti questi lavori qua, quindi adesso man mano si andranno a realizzare le opere paravalanghe, dopodiché si andranno ad asportare tutti gli alberi caduti. C'è un problema che tutti questi alberi qua sono caduti tirando su anche tutto il materiale, la terra, le radici, e anche questo crea un problema. Tutti i massi sono superficiali e possono cadere, tant'è che noi appena dopo l'alluvione abbiamo avuto dei casi dove siamo saliti alla ribalta dell'opinione pubblica proprio per un masso enorme caduto vicino a un'abitazione in comune di Agordo, in località Bries. Là siamo intervenuti facendo una barriera paramassi in terra rinforzata, armata, per bloccare proprio questo tipo di pericolo e quindi prevenire ulteriori caduti massi. Però il territorio in questo momento qua è instabile e non sappiamo dove. L'altro giorno abbiamo perso una vita umana, che è proprio uno da Padova, che era venuto a consegnare una macchina, un attrezzo agricolo, e transitando su una strada gli è caduto un sasso e l'ha colpito in testa e questa persona purtroppo è deceduta. Quindi capite, la problematica di vivere in montagna è questa, c'era già e con Vaia è stata accentuata, quindi uno dei problemi è proprio questo qua. Mettere in protezione completamente la montagna, capite che non è facile, perché abbiamo le strade che corrono sotto i versanti o corrono a fianco ai torrenti o i fiumi, quindi diventa un problema. Però qualcosa è stato fatto, non abbiamo la bacchetta magica per far tutto e subito. Sono stati appaltati 440 milioni di euro da parte della Regione, da parte dei soggetti attuatori, quindi comuni, province, regione, servizi forestali e generi civili, ANAS, perché ce ne sono tanti, Enel e tutti i soggetti che sono stati incaricati dal commissario, per circa 1700 cantieri in Veneto. Quindi capite l'enorme sforzo che hanno fatto questi enti qua per andare a spendere questi 400, per appaltare questi 440 milioni. Ecco, diamo un saluto a Testa, che però Testa lei lo sa che qua c'è la regola che l'ultimo che arriva poi offre da bere dopo, quindi toccherà. Così deve essere, le regole vanno sempre rispettate. Benvenuto. Ecco, ricordiamo che ovviamente Cristiano Testa è consigliere comunale Vigo d'Arzere, che è un comune in provincia di Padova, perché sapete che il canale 154 arriva in tutta Italia, del Movimento 5 Stelle. Benvenuto Cristiano Testa. Mi scuso per il ritardo, il lavoro mi ha Ma noi le scuse le accettiamo e naturalmente dopo al bar tutti quanti si scherza. Ci ho provato. Si strammatizza. Ecco, Miatello, lei voleva intervenire a proposito di questo discorso, proprio oggi ho letto un post che ha fatto l'assessore regionale Bottacin, bellunese, dove è preoccupato perché lo Stato centrale, il governo rosso-verde, giallo-verde, ex rosso-verde, ecco, scusi, è un giallo-verde, ecco, vorrebbero tagliare il famoso miliardo che era stato stanziato, e quindi sarebbe un'ulteriore presa in giro per i veneti, che come si sa bene abbiamo un residuo fiscale di 15 miliardi di euro all'anno che mandiamo a Roma e non ci tornano indietro. Se adesso ci tagliano anche
i finanziamenti perché servono magari per il reddito di fannulanza, eccetera, eccetera, che io contesto nella maniera più assoluta. Se non sistemiamo il bellunese, il vicentino e tutti quelli che sono stati colpiti da Vaia, invito magari qualcuno ad andare a vedere la desolazione che hanno subito i nostri territori, anche perché io ho fatto per 15 anni un lavoro ed ero spesso in provincia di Belluno e anche in provincia di Vicenza. Saluto Lele Munari, che è sindaco di Gaglio, che lo conosco da tantissimi anni e so anche lui le difficoltà che ha avuto per far fronte alle emergenze, ed è vero quello che dice il consigliere provinciale della Lega di Belluno sul discorso della protezione civile, che ha emanato un avviso importante. Però di una cosa ci chiediamo conto: come mai, nonostante il vento a 200 km all'ora, le case abbiano resistito in quella maniera? Perché sono fatte bene. Ecco, perché i veneti le cose le fanno bene. Volevo sentirmi dire questo. E soprattutto i bellunesi, posso dire, sono un po'... Sì, ma io su questo vi do perfettamente, anche i vicentini dell'Alta, insomma, siamo tutti bravi. A parte gli scherzi, ma però... voglio dire, a 200 km all'ora, che era un boato impressionante, non ci sono stati danni alle infrastrutture. No. Pochi. Ce ne sono stati tanti, ma pochi. Poi, come ben si sa, purtroppo adesso il legname è preda dei commercianti cinesi, ce lo portano via a prezzi stracciati, perché non siamo neanche in grado poi di lavorarlo, con tutte le muffe, i batteri che naturalmente, restando fermo. E proprio oggi il nostro presidente era all'Itlas, che è una famosa ditta della provincia di Treviso, che ha acquistato tutto il faggio. E qui apro una parentesi, nel senso che i pini sono sì autoctoni, però la nostra montagna ci vogliono alberi che hanno le radici profonde, mentre i pini non fanno le radici profonde. Quindi adesso ci sarà da capire effettivamente se lasciare il bosco che nasca spontaneamente. Io ho avuto un caso nel mio comune dove per motivi familiari 20 anni che circa 1 ettaro di terreno non è stato coltivato e sono venuti su degli alberi che sono importanti, pioppi, un po' tutti alberi autoctoni. Quindi è importante, lì saranno delle scelte fatte dai professori che abbiamo anche nel Veneto, che decideranno. Però la cosa che più mi fa stare attento è che lo Stato centrale non ci tagli i famosi soldi che sono stati stanziati dal governo precedente, perché poi c'è chi è abituato a fare i salti di qua e di là. Pur di esserci, invece noi vogliamo quello che era stato concordato. Che sono più di 500 milioni di euro ancora un miliardo di euro. No, mi ricordo, infatti, tra l'altro l'assessore regionale Bottacina era stato qui con noi proprio nei mesi dopo, si era detto appunto di questo miliardo. Sicuramente si sa, i governi sono così, quando c'è un vento che gira da una certa parte è tutto facile, purtroppo quando gira il vento dall'altra parte. Ma sa cosa credo? Che i veneti sono talmente bravi a fare le cose da soli, non solo come certi altri posti del mondo, usiamo questo termine, dove si aspetta la manna dal cielo e si rimane con le braccia incrociate ad aspettare gli aiuti di Stato. I veneti invece si danno da fare. Infatti mi ricordo quei giorni là si parlava proprio del fatto che le testimonianze le ho raccolte io personalmente di imprenditori che addirittura sono andati con l'elicottero a tagliare gli alberi per evitare che potessero rovinare sulle case e sulle fabbriche. Quindi sicuramente si sa, il Veneto è una persona che è abituata a rimboccarsi le maniche. Senta Pizzolo, se posso dire solo una cosa proprio su questo argomento. Il ministro Di Maio, salito a Rocca Pietore in elicottero, ha detto: ma qua avete già messo a posto tutto. Famosa. Sì, ma l'ha detto, eravamo là tutti. Quindi lei ha sentito direttamente. Sì, quindi è rimasto esterrefatto perché eravamo già riusciti a mettere a posto il paese di Rocca Pietore. Sa Bortuzzi, lo chiedo perché su Di Maio se ne dicono tante, che magari uno ha anche il timore di che
Però se c'è una testimonianza diretta, no, io sono contento, eravamo là, l'ha detto, siccome la ricerca l'ha detto delle chiaramente, informazioni. è rimasto Sì, ma veramente Perché esterrefatto. per qualcuno Di Maio è perfetto, quindi magari sapere che fa delle osservazioni mi fa Ma piacere. Di Maio rimane sempre il personaggio dell'intervista da Giletti. Infatti è per quello Ma io che non vabbè, hanno vabbè, ne parleremo, anche perché poi abbiamo Testa che non vede l'ora di dire la sua, quindi, ecco, quindi naturalmente. Lui va con chi? Naturalmente. Allora io lancerei un piccolo spot pubblicitario e poi Pizzolo, visto che comunque lei è presidente di Confagricoltura, cioè, mi sembra proprio... È stata citata Asiago, quindi vorrei anche quindi portare la testimonianza di qualche Esatto, si tenga pronto, ancora qualche secondo per pazienza che poi sicuramente le lasciamo lo spazio. Grazie. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona il numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Di nuovo in diretta, sono le 21:32, ecco, stiamo parlando del disastro di Belluno, è passato quasi un anno, mentre dietro nello schermo vedete la trasmissione che sono andato a fare, la mia prima esterna importante fatta sul Nevegal, dove le percezioni della sofferenza della popolazione sono state toccate con mano e spero che poi all'epoca siano state trasmesse. La nostra trasmissione è finita anche sui giornali come un momento di testimonianza molto forte e condiviso, e vi posso dire che c'erano più di 200 persone che in diretta proprio cioè quel posto ascoltavano la trasmissione. Ecco, vi dico anche fra l'altro che come potete vedere 049 63 11 11, se volete intervenire da Belluno, alle zone limitrofe, dire la vostra, raccontare la vostra testimonianza, o avete qualcosa da chiedere o da sottolineare, fatelo adesso perché è il momento giusto. Pizzolo, Asiago, visto che si era parlato anche di Asiago, visto che comunque lei insomma, è presidente di Confagricoltura Vicenza, quindi se la sua testimonianza è importante e preziosa. Sì, essendo stato citato Asiago appunto ed avendo noi più di qualche socio con aziende nella parte alta di Asiago e che è stato investito dalla tempesta del Vaia, mi premeva appunto portare la loro testimonianza, e parlavo proprio l'altro giorno e le loro difficoltà nel tentare di riuscire a risolvere questo problema, nonostante la volontà di lavorare, di rimuovere le piante. Mi raccontavano proprio l'altro giorno che a causa delle radici profonde
profonde delle piante, no? Di cui si era detto prima, nel cadere le piante hanno levato queste grosse pietre che, se fino ad ora sono rimaste legate alle piante ferme perché c'era anche la terra che le teneva ferme, con le piogge piano piano la terra si è erosa e adesso c'è il pericolo appunto di questi massi che iniziano a cadere. Di conseguenza non riescono a procedere con lo spostamento delle piante sottostanti perché devono lasciarle lì a fare barriera fino a che non troveranno una soluzione per risolvere questa cosa. Quindi cioè, la natura passatemi il termine, la natura selvaggia si è ripresa il suo territorio. Ecco, e adesso chiediamo la testimonianza di Ceccarello. Ceccarello, lei sindaco di Posina, che è comunque un comune vicino a Pasubio, quindi comunque che è stato colpito anche in quei giorni là da questa... Vuole un po' raccontarci, perché anche voi avete vissuto dei disagi. Noi abbiamo vissuto l'effetto della tempesta Vaia principalmente non per gli schianti, per il vento, ma per i problemi creati dall'acqua e dal trasporto della ghiaia a valle. Inoltre siamo rimasti isolati per 2 giorni completamente, sia come comunicazioni che come elettricità. Siamo stati fortunati, non abbiamo avuto danni alle persone, danni al territorio tanti, soprattutto alla viabilità, al sistema idraulico della vallata, però devo dire che onestamente, per sottolineare ancora quello che è stato detto dai colleghi, gli interventi ci sono stati puntuali, sono stati previsti e siamo stati anche ringraziati e presi ad esempio dal governatore Zaia, che io ritengo sia la vera garanzia che il Veneto ha nei confronti dello Stato centrale, che le risorse continuino ad arrivarci, perché dopo una settimana avevamo già ripristinato la viabilità e avevamo ricominciato a vivere quasi normalmente. Ecco, per Bortolucci, prima le ho chiesto, c'è la cosiddetta incompiuta, cioè una cosa che magari avreste voluto fare che in qualche maniera per mancanza di fondi, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse non siete riusciti a realizzare? C'è qualcosa che le sarebbe piaciuto realizzare? Purtroppo, come dicevo prima, non abbiamo la bacchetta magica e le opere le stiamo realizzando, sono state appaltate. Volevo dire prima, il Veneto è l'unica regione che è riuscita a impegnare tutti i soldi e era la regione che ne aveva di più a disposizione, quindi anche quello che diceva anche il mio collega è vero. Zaia è stato l'unico garante nei confronti del governo anche per avere i prossimi finanziamenti. Siamo gli unici che siamo riusciti a impegnarli tutti. E chiaramente è vero, io avrei voluto vedere già tutti i torrenti sghiaiati, però è impossibile, abbiamo un problema: dove mettere la ghiaia? L'altro giorno ho partecipato insieme al commissario delegato, il dottor Dell'Acqua, proprio ad una riunione tecnica per capire dove mettere la ghiaia. E quindi, siccome ci sono anche dei fondi comunitari che arriveranno, che adesso dovrebbero arrivare a breve, appena fatte tutte le pratiche burocratiche, chiamiamole così, sono dei soldi che vanno investiti proprio per la resilienza sui torrenti, e quindi parlava di fare delle piste idrauliche, di fare delle piste ciclabili all'interno dei torrenti per adoperare questa ghiaia, perché diventa un problema. Questo è il vero grande problema. La ghiaia, che era considerata negli anni d'oro una miniera d'oro bianco, adesso è diventato un debito, un problema. Dove la mettiamo se non facciamo infrastrutture? Perché dopo abbiamo sempre questo problema qua, c'è sempre qualcuno che ci dice no sulle infrastrutture. Vediamo adesso anche in provincia di Belluno, oltre a tutti gli interventi che stiamo eseguendo per quanto riguarda la ricostruzione, abbiamo anche le Olimpiadi, grazie a Zaia anche questo, i mondiali 2021 che partono, che vanno avanti, e abbiamo le infrastrutture da fare, però abbiamo tanti blocchi proprio dovuti a sempre di no da parte di qualcuno, da parte o della sovrintendenza o da parte del governo centrale. In questo caso qua abbiamo dei progetti già approvati, non tutti, però diventa sempre un problema burocratico per portare avanti certi temi. Quindi, come le dico, mi sarebbe piaciuto vedere tutti gli alberi rimossi. Purtroppo non possiamo farlo finché non facciamo le barriere paravalanghe su certi posti. Siamo arrivati a circa un 20% della rimozione, in Val Visdente siamo arrivati a un 50%, però lì sono le regole, quindi la burocrazia è minore, quindi capite dove c'è un regime, dove c'è la proprietà privata è molto più veloce, i veneti lavorano
E dove c'è la burocrazia purtroppo dobbiamo star sotto alle regole che ci sono imposte dal governo centrale. Ecco perché anche qua dobbiamo chiedere l'autonomia, perché se ci fosse l'autonomia probabilmente non saremmo in questa situazione, perché sarebbe tutto più snello e come dici te, i veneti sicuramente si rimboccano le maniche di più degli altri e avremmo già magari portato via più del 50% degli alberi, perché avremo i progetti approvati e i lavori già fatti magari in tante parti. Invece purtroppo dobbiamo star sottendere a queste regole. E gli alvei dei fiumi, perché questo sì mi preoccupa, perché se oggi arriva una piena molto minore rispetto alla piena di Vaia, andremo in crisi, perché le opere idrauliche allora costruite dall'alluvione del 66 al 2018 hanno funzionato, hanno retto bene, però adesso sono tutte praticamente arrivate a fine corsa, perché stressate, sì, stressate e non solo, perché abbiamo delle opere che sono state proprio spazzate via anche, quindi se non andiamo a ripristinare queste infrastrutture all'interno degli alvei potrebbe diventare un problema. Speriamo che quest'anno ci vada bene e che non succeda come è successo dall'altra parte, sull'ovest dell'Italia, nord-ovest dell'Italia. Alessandria, quelle zone sì, lì. perché veramente vedendo le immagini l'altro giorno mi è venuto in mente proprio il disastro di Vaia, ho ripercorso tutti quei momenti terribili, quindi veramente fa paura la natura in questo momento qua, fa paura perché vediamo in quanto poco tempo possono cambiare le condizioni. Ripercorrevo proprio oggi sentendo l'intervista del previsore Luciani Thierry, che era là in sala operativa con noi. L'ho conosciuto durante l'incendio di Taibon, perché l'incendio di Taibon è successo il 24 di ottobre, come oggi. È partito l'incendio con un vento fortissimo, un albero è caduto su una linea elettrica e da lì si è innescato un incendio che è stato l'incendio più grosso che c'era mai stato in Veneto. Da lì ho conosciuto proprio questo previsore che aveva detto state attenti perché sta arrivando, non ci sarà più il problema del fuoco perché arriverà una grossa perturbazione. Nessuno pensava a questo tipo di perturbazione, però abbiamo visto che da 30 gradi, 29 gradi a Belluno il 24 siamo passati a un tempo con 700 mm di pioggia, quindi proprio il cambiamento climatico si sente in questo momento qua e è quello che fa paura perché quel tipo di vento nelle nostre zone non c'era mai stato. C'è stato il 24 ottobre, c'è stato il 29 di ottobre e dopo c'è stato ancora, perché durante anche tutto l'inverno ci sono state molte giornate di vento. L'altro giorno ero in Val Visdende, che siamo andati a fare un giro con le testate giornalistiche per vedere la ricostruzione e proprio l'asportazione del materiale ligneo in questa valle, e abbiamo proprio visto che c'era vento e la gente del posto ci ha detto qui il vento non si era mai sentito e nonostante tutto eravamo a fine settembre, c'era un vento che spirava, che faceva proprio presagire a qualcosa anche adesso, no? Quindi hai paura quando senti questo caldo, anche in questi giorni qua sentiamo la temperatura è anomala, sono delle condizioni climatiche che sono completamente cambiate, quindi la mia paura è che dobbiamo abituarci a questo tipo di clima. Non è una cosa bella e quindi anche le costruzioni dovremmo edificarle diversamente. Sebbene hanno tenuto, dobbiamo cercare di fare delle costruzioni che siano molto più sicure, molto più forti come grado di resilienza a questi tipi di eventi e bisognerà, come diceva anche il mio collega, pensare al tipo di piante che andremo a ripiantare su queste zone qua. I pini sicuramente non sono una pianta che è ideale per questo tipo di cambiamento climatico. E dopodiché io penso anche che dove il bosco è andato via è perché è mancata la presenza dell'uomo, dove il bosco è cresciuto per un motivo, la mancanza della presenza dell'uomo, lo spopolamento della montagna. Quindi mi auguro che i soldi arrivino perché sennò la gente in montagna sparisce completamente
E questo è un tema scottante e in questi giorni qua ne stiamo proprio parlando. Ecco Pizzolo, vediamo un po' quello che ha detto Bortoluzzi, è molto interessante. Sicuramente al di là del fatto che l'inquinamento diciamo, dell'uomo è sicuramente una variabile importante, però dobbiamo analizzare i dati statistici. I grandi freddi dei 1700-1800 sono finiti, piano piano le temperature stanno crescendo, ma è un progresso questo che va avanti da almeno 150 anni. Quindi l'agricoltura come si prepara a queste nuove sfide? Quindi Bortoluzzi è stato molto chiaro su questo, cioè la natura si riprende un po' il territorio, l'uomo è costretto, cambia il clima, è costretto un po' a fare marcia indietro. Quindi ecco, l'agricoltura poi ne potrebbe risentire, perché poi anche la montagna, formaggi, gli alpeggi, quindi sono comunque attività importanti. Sì, assolutamente, però diciamo che l'agricoltura è stata abituata negli anni sempre a innovarsi, proprio perché siamo esposti alla natura. Oggi veniamo spesso accusati, l'agricoltura viene spesso accusata di non rispettare, di non avere rispetto della natura. Io penso che proprio questo caso e tante altre cose ci possono far chiedere invece se non sia la natura che non rispetta gli agricoltori tante volte, perché c'è stato il problema del Vaia, ci sono i lupi nell'altopiano, nelle montagne adesso che stanno distruggendo le mandrie di mucche degli allevatori. In pianura abbiamo avuto e stiamo avendo un problema che cresce di anno in anno, quello delle cimici, e di conseguenza l'uomo, l'agricoltura ha sempre cercato di fare la natura sua alleata, però ha sempre dovuto scontrarsi contro questo tipo di cambiamenti climatici e questo tipo di avversità. Lo ha sempre fatto con l'innovazione. Io dico che l'unica vera tradizione dell'agricoltura è aver sempre innovato, e lo farà ancora attraverso la scelta di nuove culture, attraverso la tecnologia, attraverso il perfezionamento nelle previsioni meteorologiche e tutti questi processi che negli anni comunque mi fanno sperare che troveremo sempre una soluzione a tutte quelle che sono le problematiche che verranno di anno in anno. Ecco, perché poi l'agricoltura, diciamo, è a favore della natura, cioè noi magari possiamo pensare a uno sfruttamento della natura in certe nazioni come l'America, dove ci sono centinaia di ettari, cambiamenti, uso intensivo di fertilizzanti, però in Italia invece non si può parlare di uno sfruttamento, semmai di una valorizzazione della natura. Però poi magari affronteremo con lei Pizzolo altri argomenti molto interessanti, anche il fatto che comunque, almeno secondo il mio punto di vista, il contadino, usiamo questo termine che poi è anche più diretto, è stato un po' abbandonato a se stesso. Magari avesse avuto più margine di profitto, avesse avuto la possibilità di investire un po' di più, avrebbe aiutato in maniera importante a difendere la natura, ad aumentare, diciamo, a far crescere le piante, gli alberi, a tenere la natura sempre rigogliosa. Invece in effetti è stato anche un po' mortificato negli anni. Venerdì abbiamo parlato con gli ospiti anche del fatto del prezzo del grano, che è rimasto lo stesso negli ultimi 30 anni, 40 anni. È d'accordo su questa mia valutazione? Assolutamente sì, infatti si parla spesso di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale dell'agricoltura, e invece bisognerebbe parlare più spesso di sostenibilità economica dell'agricoltura, perché non dobbiamo mai dimenticarci che l'agricoltura e le aziende agricole sono delle imprese e che quindi devono riuscire ad ottenere un profitto, e che è solo attraverso quello che poi potranno reinvestire e migliorare quelle che sono le condizioni ambientali, e quindi portare un beneficio anche alla natura e alla società che vive comunque e che vive sempre integrata nell'azienda agricola. La differenza, dico sempre, tra l'azienda agricola e gli altri tipi di attività è che l'azienda agricola comunque ha due compiti: uno di salvaguardare l'ambiente, di vivere in simbiosi con l'ambiente, e l'agricoltore deve rispettarlo sempre, perché è quello che poi di ritorno gli dà i frutti, e il fatto di comunque mantenere la sua peculiarità di azienda, di impresa, e di riuscire quindi sempre a generare profitto, perché se non si genera profitto poi le montagne prima, le campagne poi si spopolano, e le conseguenze sono l'aumento delle zone boschive e tutto quello che poi... Pizzolo, quando parliamo di profitto uno pensa alle multinazionali americane, no? Ma qua invece il profitto... No, qui si tratta di sopravvivenza. Non solo di sopravvivenza, però poi l'imprenditore agricolo lo reinveste nelle attività, nei macchinari, nell'efficienza, quindi
è un profitto buono, verde, usiamo questo termine, non è che poi l'agricoltore col profitto se ne va a ballare in discoteca, anzi lo reinveste in macchinari, in attività produttive, in terreni, quindi in miglioramento, in nuove tecnologie. Quindi però se non diamo al mondo dell'agricoltura il margine di profitto, perché questo margine di profitto dove va secondo voi? Va nelle multinazionali, perché il prodotto preso a €1 finisce poi sul banco nostro quando noi andiamo a comprarlo a 10 euro, 11 euro, e quindi ovviamente tutto il margine della filiera va a vantaggio solo della grande distribuzione e delle multinazionali che trasformano il prodotto. Invece secondo me dovremmo tornare un po' all'origine, cioè andare a riscoprire certi valori anche degli acquisti fatti direttamente in Italia, anche se qualche partito, ovviamente io in questa frase non voglio schierarmi a livello politico, però ovviamente ci tengo che il Made in Italy vengano valorizzato. C'è qualcuno che dice invece no, omogenizziamo tutto e livelliamo tutto a livello europeo, invece credo che se salvaguardiamo i nostri prodotti sicuramente è un vantaggio anche per noi che ci abitiamo nella nostra povera Italia. Bene, argomenti molto interessanti. Testa, io prima quando ho parlato di Di Maio lei è rimasto imperturbabile, non si è arrabbiato quando l'ho detto finalmente la testimonianza diretta di Bortoluzzi che si è meravigliato dell'operosità dei veneti. Intanto io bazzico la zona del Bellunese molto spesso in quanto ho dei clienti e comunque è una zona dove appunto lavoro. In particolare posso portare anche la testimonianza di 3 miei clienti, 2 in particolare, uno che è rimasto una settimana senza corrente, un altro 3 giorni senza corrente nella zona sempre di Agordo e un altro invece nella zona di Tomo, zona Feltre. E, dicevo, sono spesso in quelle zone lì e la cosa che ho notato è che appunto non solo si sono dati molto da fare per risolvere la situazione, ma anche con una grandissima serenità, tra l'altro, e questo mi ha stupito tantissimo, perché oggettivamente è una di quelle cose che se fosse successo probabilmente in un'altra zona d'Italia ci sarebbero state lamentele continue e basta. Diciamo che in altre zone d'Italia si sarebbero viste scene nei telegiornali con le signore che si strappano i capelli, cioè magari ecco noi abbiamo qui in Veneto una maniera più composta di soffrire, usiamo questo termine, giusto Albino? Giusto Piatello, scusi, no? Cioè, una maniera un po' più, abbiamo il Veneto un po', non fa tante sceneggiate. Diciamo, no, quindi... Poi i bellunesi in particolar modo, perché anch'io ho fatto per parecchi anni i bellunesi, Valle di Cadore, eccetera, e quindi gente taciturna, che parla poco, umile e che però quando devi dimostrargli la fiducia. Quando hai fiducia da parte loro puoi veramente esserne orgoglioso, perché entrare nella caratteristica del bellunese come popolo, come anche nell'altopiano di Asiago lo stesso, è difficile, perché è gente che ha una sua cultura che è diversa dalla pianura, no? E quindi però quando entri nelle loro simpatie, soprattutto non servono tante firme, basta la mano con loro, una stretta di mano, ve lo dice uno che ha lavorato 15 anni nel bellunese, nell'altopiano, anzi sicuramente qualcuno che mi sta guardando mi vedrà qui i capelli bianchi, ma sicuramente mi riconoscerà, insomma, perché lavoravo per i montatori di tetti e soprattutto per le segherie, quindi conosco a monte tutte le problematiche e anche le persone, e quali ho un bellissimo ricordo, insomma, del popolo bellunese, che poi è il popolo che è il nostro popolo, insomma, perché noi veneti veniamo da quelle zone lì poi alla fine. Però devo dire una cosa, molta solidarietà da parte di tutto il Veneto, di tutta la pianura, perché veramente bisogna ringraziare la pianura che in massa è arrivata a darci una mano, sia con la protezione civile ma anche dal punto di vista economico, perché sono arrivate molte donazioni da parte della gente e questa cosa qua è una cosa che mi ha veramente toccato. No, volevo dire una cosa, io ero sindaco all'epoca, l'anno scorso, e praticamente ho telefonato a Bottacini e ho detto: guarda, ti mandiamo, i nostri bilanci non sono, ti mandiamo 4-5 mila euro, vedi tu, dimmi il comune. Allora mi ha dato, adesso non mi ricordo, non quello famoso, Rocca Pietole, ha detto che lì i soldi darli a un paese prima, che è sindaco una della Lega,
Selva di Cadore. Bravissimo, Selva di Cadore, scusate, ma non tutto... No, poi infatti a proposito di questo, Bortoluzzi, mi ricordo che si organizzavano poi dopo incontri anche in pianura, in provincia di Venezia, incontri, facevano venire i sindaci e si consegnavano assegni, donazioni, quindi proprio è stato veramente... Ma io ho partecipato a un convegno come relatore a Treviso e là mi ha toccato veramente la gente che era a questo convegno, che ha partecipato, no, tra il pubblico, che ha detto: la montagna è il polmone del Veneto. La montagna va tutelata, e questo qua è una cosa che mi ha toccato, perché io ho sempre detto: bisogna far capire alla pianura che se l'abbandono della montagna si ripercuote sempre in pianura, da tutte le parti. Vediamo con l'esondazione dei fiumi, l'acqua defluisce molto velocemente in montagna, il problema si ripercuote a valle. Non è che l'abbandono della montagna non crei problemi da altre parti, quindi l'ho sempre sostenuta questa cosa qua. Però ho capito, andando in giro per il Veneto, che tutti i veneti dicevano: sì, c'è un problema, la montagna va mantenuta, va presieduta, bisogna che ci sia un presidio della montagna, il presidio che purtroppo adesso piano piano sta calando, perché vivere in montagna è difficile. Lei ha parlato anche, poi Testa ha richiamato l'esperienza di alcuni clienti, quindi 2 giorni isolati completamente, 1 settimana senza elettricità, quindi anche di più. Quindi che tipo di sensazioni, noi siamo abituati, mettiamo la presa, ci facciamo la barba, fai la doccia, accendi l'elettricità, il riscaldamento, quindi invece queste sensazioni di impotenza in un certo senso, no? di vulnerabilità, la natura, come dire, si è ripresa un po' il suo spazio. Sì, la natura si è ripresa il suo spazio e cambia in un secondo la scala di valori e di necessità. Tutto ciò che prima era scontato e fruibile diventa difficile. Io mi ricordo di aver passato io con l'amministrazione comunale al completo, con i gruppi di protezione civile, 2 notti, 3 notti nel presidio della protezione civile. Il problema più grande, noi abbiamo un territorio molto vasto, sono circa 50 km con 99 contrade, alcune raggiungibili, e la preoccupazione era quella che se qualcuno doveva chiamare un'ambulanza non aveva il telefono, non aveva il cellulare, non c'era niente. E veramente sono stati momenti di preoccupazione più che per noi, per la popolazione, perché abbiamo avuto un supporto eccezionale da parte di tutti. Abbiamo avuto dei mezzi del 118 fermi che presidiavano il territorio, perché in emergenza sarebbero intervenuti più velocemente, perché non dimentichiamo che le nostre zone, nella normalità delle cose, un'ambulanza impiega 30-40 minuti ad arrivare. Per cui, e quando sa dove andare, quando invece non si sa neanche da dove partire, era tutto più difficile. Devo dire però che da tutto il sistema si è avuta una risposta efficace, efficiente, veloce, sia dalla protezione civile, dalla prefettura, anche dall'esercito. Noi ci siamo anche avvalsi dell'uso di alcune squadre dell'esercito. Abbiamo affrontato con serenità, con preoccupazione, con tensione, però fortunatamente non è successo niente, ma saremmo stati comunque dopo una giornata in grado di rispondere più lentamente del normale, ma comunque sicuramente abbiamo vissuto dei momenti in cui ci si rende conto che la scala dei valori è diversa da quelle che si vive giornalmente. Una cosa semplice e scontata come l'elettricità, averla o non averla, cambia la vita delle persone. Un ritorno al presente più che un ritorno al futuro. Sì, esatto. Il telefono? Il telefono che siamo abituati ad averlo adesso ormai, che siamo attaccati agli smartphone, ormai forse i giovani avranno sofferto più degli anziani. Ma tutti, perché, no, è una battuta, perché si sa che i giovani... Io in sala operativa mi sono arrivate richieste di persone perché non sapevano dove era il marito, sapevano che era a Gosaldo, tanto per dirvi un nome di un comune, e noi per una notte intera, dalle 4 del pomeriggio alle 5 di mattina, non avevamo contatti col comune di Gosaldo, il che significava essere nel panico più totale, perché non si sapeva se Gosaldo c'era ancora o se per caso era sparito perché era partita una frana, era successo l'imprevedibile. Quindi queste cose qua sono state delle cose veramente che hanno provato tutta la gente e tutte le persone che erano in sala operativa. Sono stati dei momenti drammatici
li ho raccontati il giorno che ci siamo visti in Evegal. Io ho i ricordi della geologa nostra della provincia che si è messa a piangere alle 4 di notte perché ha detto non so se abbiamo fatto abbastanza. E ho detto cosa possiamo fare di più? Di più di così non potevamo fare niente. Per parlare delle attività produttive e industrie tipo l'occhialeria, per esempio, la Luxottica. Sì, che è rimasta una settimana. È addirittura isolata dalla strada perché avevamo un problema sulla strada. Luxottica, azienda numero 1 al 203. mondo per quanto riguarda l'occhialeria, è rimasta comunque sia. Cioè, basta che gli togli un'ora di connessione internet e per loro è un danno veramente gigantesco. Quindi non soltanto appunto le case, ma anche proprio tutte le attività produttive. È stato un disastro veramente su tantissimi fronti. Bene, riprendiamo l'argomento, poi ovviamente un attimo di pubblicità, qualche secondo, rimanete con noi perché continuiamo a discutere di questi ed altri argomenti con i nostri ospiti. Sì, 2202 049 63 11 11. Abbiamo parlato dei problemi di Belluno, ovviamente con l'idea di esorcizzare questa data, di non pensarci più, ma non nel senso passivo del termine. Al contrario, abbiamo visto il popolo veneto ha affrontato degnamente questa sciagura, non si è piantato addosso, anzi al contrario. E adesso magari Eros parliamo del nostro main sponsor, perché è giusto dare spazio anche al format Loving Food, perché Loving Food, lo sapete, è il mio fiore all'occhiello. Vi posso vantare di aver creato questa cosa un po' dal nulla, un po' per gioco, un po' per sfida. Loving Food non vuole fare altro che raccontare le eccellenze enogastronomiche del territorio, però lo facciamo in una maniera un po' diversa, Eros, cioè lo raccontiamo, lo dico anche a te che sei su in regia, raccontiamo le eccellenze del territorio, però viste dal punto di vista del povero consumatore, perché qui alla fine tutti quanti si mettono a fare le gare, competizioni, il ristorante contro quell'altro, quello chef contro quell'altro, eccetera, e invece noi poveri consumatori non vogliamo vedere le gare, vogliamo sapere come si mangia, che cosa mangiamo, cosa c'è dentro, ma che vino dobbiamo abbinare a queste pietanze per fare una bella figura con la nostra fidanzata, con la nostra moglie o con i nostri amici. Ecco, ci ho pensato io molto immodestamente con Loving Food.
Quindi raccontiamo tutta la filiera, quindi produzione, come si presenta il prodotto e poi, ripeto, l'abbinamento enogastronomico, quindi il prodotto abbinato alla vita, al cibo di ogni giorno, quindi vino con l'insalata, vino col primo, che vino prendere, a che temperatura servirlo. E tutti questi aspetti non sono di secondaria importanza, perché dobbiamo ricordarci che dobbiamo riappropriarci del nostro gusto italiano, che è famoso in tutto il mondo, e non cedere al cibo spazzatura, che non fa altro che neutralizzare il gusto, neutralizzare il sapore, per condizionarci, dico io, in un certo senso. Cioè, nel senso che se le nostre multinazionali ci propinano lo stesso prodotto, con lo stesso gusto, con lo stesso sapore, con la stessa forma, con lo stesso colore, non è altro che una forma di condizionamento. Riappropriamoci della nostra identità, prima di tutto ricordiamoci di essere italiani e riappropriamoci del nostro senso del gusto che abbiamo insegnato a mezzo mondo. È d'accordo Moracci su questa? Sono stato bravo a parlare dell'italianità, non mi voglio schierare a livello politico, però, intanto bravissima, perché volevo salutare il consigliere di Belluno, che devo dire che il mio comune è stato il primo del Veneto, al Vignasego, a salire su Belluno, e sono contento 2 volte perché prima facevo parte delle forze armate e è stata una parte determinante, ma non perché siamo più bravi. Loro hanno sbagliato a lavorare prima, dovevate lavorare un po' meno, prima che arrivasse Di Maio, almeno mandava i soldi, invece ha visto che hanno lavorato bene i veneti e probabilmente i soldi non arrivano. Ma detto ciò, Fratelli d'Italia dice sempre: acquistiamo il prodotto italiano, se non lo compriamo altre cose. Questo è la filiera. Lo dice anche Salvini, però. Sì, no, assolutamente. Poi vabbè, lo dice, il marchio del. Vabbè, assolutamente no. Non è una contrapposizione politica, è che se noi ci abituiamo a prendere i nostri prodotti, i prodotti italiani, i prodotti della montagna, i prodotti che sono l'eccellenza, lei ha detto mezzo mondo, io direi in tutto il mondo, forse qualche cosa in più riusciremo a fare per come diceva prima, per i nostri contadini, perché non facciano le pesche, l'uva, le arance, le mele a 30 centesimi e le compriamo a 4 euro. Moracci, lei ha toccato un argomento interessante, poi voglio sentire anche Pizzolo, perché alla fine noi, parlo del cittadino normale, no? Alla fine la cosa più importante qual è? Risparmiare. Andiamo a cercare quello che costa meno, ma ci rendiamo conto che certe volte se le cose costano 3 euro al chilo, 4 euro al chilo, e magari il prezzo all'ingrosso è un po' più del doppio, c'è qualcosa che non va. Pizzolo, ho detto una cosa sbagliata? Scusi, non ho sentito male. No, ripeto, alla fine oggi si parla del fatto che comunque molta gente va in giro a cercare il prodotto che costa di meno, no? quello che costa 1 euro, no, 90 centesimi, no, aspetta, cerchiamo ancora 80 centesimi. Però poi magari non ci si rende conto che quello stesso prodotto all'ingrosso sui mercati costa magari 3 volte tanto. Allora non ci viene magari qualche sospettino che magari questi prodotti alla fine, questi costi non sono così bassi per una legge di mercato, ma io adesso non voglio fare veramente di tutta erba un fascio, però la genuinità credo che sia un aspetto che bisogna salvaguardare. Magari comprare, come mi ha detto il mio cliente, compra 50 grammi in meno, ma compra con la cosa con più qualità. Pizzolo. Assolutamente sì, e in effetti poi il prodotto Made in Italy, quello che è stato citato anche adesso, sicuramente si può fregiare di tutta una serie di controlli che ne possono certificare la qualità. Quando arriva cibo da altre parti del mondo, non è che non sappiamo come venga prodotto, ma certamente abbiamo la certezza che non ci siano tutti i controlli a livello di salubrità, a livello di qualità del prodotto che vengono fatti in Italia. Questo però poi per le aziende diventa anche un costo, perché sottostare e sottoporsi a tutti questi controlli crea un carico burocratico e un carico di costi per le nostre aziende. Di conseguenza capita spesso che il prodotto di qualità, il prodotto Made in Italy, vada sul mercato anche italiano ad un prezzo leggermente maggiore. Lì sta poi al consumatore riuscire a capire l'importanza di scegliere questo tipo di prodotti, e secondo poi le possibilità di ciascuno, e di capire quanto questo poi possa portare beneficio nell'alimentazione. Ecco, perché poi alla fine oggi ero da un presidente di una confraternita, non facciamo pubblicità,
del baccalà vicentino, e mi ha detto ma lo sa che vengono da tutta Italia per assaporare la festa a settembre. Ecco, questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché il Veneto in un certo senso è in lotta con le altre regioni per rimarcare la propria genuinità, no, dei prodotti, perché ci sono certe regioni, c'è poco da fare, che hanno delle specialità gastronomiche conosciute, no? E invece il Veneto sta sgomitando però, insomma, i prodotti, che non sia il solito prosecco asiago e la polenta, vabbè, che è poi uno standard, però ci sono altri prodotti che sicuramente meritano visibilità, e quindi fa piacere pensare invece che ci sono delle regioni, degli autobus che dal centro Italia vengono in Veneto per assaporare il baccalà alla vicentina, il baccalà mantecato. Approfitto per salutare il presidente della confraternita Righi, che ho visto stamattina. Ecco, Moracci, però prima abbiamo parlato di italianità, invece c'è qualcuno che vuole a tutti i costi neutralizzare questo senso identitario che abbiamo, perché la mascherano tutte come sovranismo, sì, no? Come questa cosa qua che sembra quasi come sentirsi in colpa a essere italiani, ma invece che cos'è? Cioè, tutti i francesi sono orgogliosi di essere francesi, hanno anche decapitato un re per affermare la loro esistenza. I tedeschi altrettanto, invece noi dobbiamo essere europei. Com'è sta cosa? No, noi, come dice, noi siamo sovranisti, noi invece no, perché per il resto del mondo noi siamo o fascisti o razzisti o sovranisti. Di fatto non è così. Noi siamo entrati in Europa dei soldi, non in Europa, siamo entrati in Europa delle banche, siamo entrati in Europa dove siamo costretti ad acquistare, mi riferisco ai prodotti alimentari, ahimè, dove siamo costretti ad acquistare il latte, dove siamo stati costretti ad acquistare l'olio, siamo costretti ad acquistare i prodotti europei perché così ci dicono, però non compriamo l'olio italiano, e poi dopo la lamentela quale l'olio italiano costa 12 euro al litro. Ah, è carissimo, però va bene quello turco al supermercato di 1,50 euro, come diceva giustamente prima. Non sappiamo se poi è fatto di olive oppure è fatto di spinaci tritati e con l'acqua facciamo l'olio d'oliva. Noi diciamo che non è che l'Europa non ci piace, diciamo che vogliamo essere italiani, vogliamo essere rispettati per gli italiani, vogliamo essere rispettati per il confine, vogliamo comandare a casa nostra. Invece qualche governo ci fa comandare dall'Europa che noi non accetteremo mai. Ecco, Testa, Moracci ha detto una cosa interessante. Questo concetto è stato poi il cavallo di battaglia del governo giallo-verde all'inizio. Mi ricordo che Di Maio parlava di distruggiamo l'Europa in senso metaforico, nel senso andiamo a combattere l'Europa perché dobbiamo riaffermare il fatto di essere italiani. Quindi comunque mi ricordo che famosa differenziale del PIL che è oggetto di contenzioso con l'Europa, famoso 2,34, adesso non mi ricordo la cifra esatta, mi ricordo Di Maio che era uscito al balcone col braccio alzato per dire ce l'abbiamo fatta a negoziare. Ecco, poi questo aspetto poi col secondo governo di 5 Stelle è venuto meno, cioè è tutto l'opposto. Adesso invece voi nei confronti dell'Europa genuflessi, addirittura Conte che la prima cosa che fa dopo la fiducia parte e va a baciare le ginocchia alla Merkel e a... Che cosa è cambiato, Testa, secondo lei, questi 14 mesi, insomma, una rivoluzione in 5 Stelle? Sono cambiati i giornali fondamentalmente. I giornali adesso mi sembra. Sono cambiati i giornali. Quelli sicuramente. Prima si era, diciamo, tra virgolette, filo centrodestra fascisti quasi, adesso invece siamo diventati filo centrosinistra completamente comunisti. I giornali dicono praticamente quello che vogliono loro. Io devo ancora capire dove stia la verità di quello che scrivono i giornali, visto che... No, ma io sto parlando di Europa, Testa, cioè, se vuole rispondere alla domanda mi fa piacere. Certo, le sto rispondendo. Ma questa è la sua opinione, voglio dire, la mia opinione non è la sua. Io non sono d'accordo con quello che dice lei. Cioè noi ci siamo sempre battuti e continuiamo a farlo per essere contro il CETA, il MES-Cina e tutti quei trattati internazionali che vogliono portare all'interno dell'Europa tutti quei prodotti che non partono dal presupposto di dimostrare se effettivamente non fanno male, perché noi abbiamo questo concetto di base. Noi diciamo il prodotto non deve fare male, mentre negli altri paesi dall'esterno il prodotto entra e poi se fa male vedremo. Quindi questa è una battaglia che noi abbiamo fatto per primi e noi abbiamo sempre fatto, sempre.
Dopodiché, se voi volete dire che noi siamo genuflessi e 3 mesi fa non eravamo, adesso lo siamo, che vi devo dire? E ripeto, i giornali dicono quello che vogliono. No, io guardo i giornali, io non leggo i giornali, vedo i fatti. Cioè ci sono delle fotografie chiare, delle riprese video di Conte che è partito il giorno dopo, cioè fisicamente, insomma, non è che... Io per questo prima ho chiesto a Bortoluzzi, è vero che Di Maio ha detto perché comunque cerco sempre di capire qual è la verità, però mi deve dare atto che all'inizio del governo a giugno del 2018 andare per voi in Europa era una cosa da contrastare, quindi una cosa, facciamoci rispettare di più, questo era il concetto, e oggi invece il concetto è mediamo con l'Europa, cerchiamo di trovare, anzi meno male che l'Europa ci vuole bene, perché così facendo ci danno più respiro, ci danno più serenità. Questo non lo dico io, sono i fatti, sono Conte che quando fa dichiarazioni parla in questo senso. Ma io non sono d'accordo comunque, sia come dica. Allora, se avete la verità voi, se avete la verità voi, per carità, facciamo una trasmissione sul fatto che voi avete la verità in tasca, non c'è problema. No, ma non è questione di verità, io vi attengo ai fatti. Ma basta vedere che hanno votato in Europa, insomma, no? Stavo intervenendo. No, questo non c'entra niente. Il fatto di aver votato il presidente. Bravo, ma lì è se voi in Europa avete votato a favore del CETA quando noi eravamo contro, ma di cosa state parlando? Eravate. Ma per carità. Voi avete votato a favore di far entrare qualsiasi cosa in Europa quando noi eravamo contro. Non quando eravate, giusto? Quando eravate? Quando eravamo all'epoca, perché ormai è conclamato che siamo contro. Ah, ok. Cosa. Dai, Madonna, stiamo a dire robe che non esistono. No, viviamo in un altro paese allora. Il rappresentante dei 5 Stelle mi sembra abbia un po' sviato la sua domanda in maniera molto furbescamente, dite perché non si può, certo è la verità. Basta, allora io vi dico genericamente non sia genuflesso, finito. Anche avere una statistica però, Testa, le dico, perché prima la statistica Conte, quale? La statistica veda che prima Conte non esisteva, perché c'erano Salvini e Di Maio che comandavano. Questa è l'unica cosa certa. Poi, come vedete, quando c'è stato il bis Conte, come lo chiamo io, allora ovviamente a quel punto lui è andato fisicamente a parlare con la... Ecco, c'è una telefonata alla casa, giusto, Eros? Vogliamo sentire chi parla? Pronto? Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Io mi chiamo Sonia. Sonia, prego. E volevo dire una cosa. Io non ho vergogna a dirlo, lo dico. Non voto da 13 anni. Non perché non mi sento di votare, perché capisco che c'è una situazione molto strana, però seguo molto la politica e ho fatto un mio piccolo sondaggio personale. Penso che il nuovo asse del prossimo governo che ci sarà in primavera sarà fatto dalla Meloni, da Salvini e da Renzi. Ho detto questa mia personale previsione. Sonia, giusto? Da dove chiama Sonia? Io chiamo dalla lontana provincia di Pavia, dove tutte le strade sono piene di buche. Io vado a fare delle pulizie e lo dico in nero, perché la busta paga non esiste. Dovrò andare a comprarmi sacchi di catrame da mettere nelle buche per andare a guadagnarmi una pagnotta. È una cosa indecente. Ci chiedono la sicurezza, il volo auto. Io dico ai tutti i parlamentari italiani, destra, sinistra, centro, prendete un salvadanaio, mettete dentro delle monete di ferro come faccio io e asfaltateci le strade, perché non è possibile morire per andare a guadagnare un pezzo di pane. È un disastro. E poi andare a votare. Quando verrà il governo fatto da operai, eccetera, 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 io andrò a mettere il voto. Ecco, Sonia, io la ringrazio. È la mia. E poi hanno ragione i dazi, bisogna imporre il dazio, diciamo, tu sei tedesco, mi porti l'olio, io ti metto il dazio, eccetera, 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 che so che cosa devo. Cioè, insomma, è tutto, io vendevo le scarpe, ho fatto l'ambulanza. Sonia, grazie di questa testimonianza. Ecco, l'unica cosa che le dico, in maniera, se mi permette, molto fraterna, se mi usi questo termine, vada a votare. L'ho sempre detto anche in temi non sospetti, perché quando, le faccio un esempio, l'altro giorno stavo parlando con una persona di politica e gli ho chiesto: ma tu sei andato a votare? Dico, no, e lui mi ha risposto: no, non sono andato a votare. E io ho detto: no, io è tanti anni che non vado. Tu non puoi giocare, allora Sonia, pensi lei?
La critica, è un disastro. la critica si L'unico uomo fa... che io adesso vedrei al governo, ma non perché io sono nata di destra e non morirò mai di sinistra, cioè io metterei il governo Matteo Salvini, lasciategli fare il governo come vuole. Voleva fare la Torino-Lione, ha votato la mozione di sfiducia per forza, voleva aprire i cantieri, cioè è tutto un sistema, che hanno ragione, Macron è un finto uomo di sinistra, di destra, la Merkel è nata lì contrario. Cioè, io sono insieme a un ragazzo romeno che 10 anni che toglie l'amianto in Italia, è venuto qua per lavorare, però ci sono cooperative anche su Collina che hanno preso tutti quei uomini lì di colore a cui io non ho niente da dire e si sono incassati sfior di soldi. Cioè, questo non è un sistema di Europa, cioè l'Europa è fatta dalle persone, dai nostri antenati che sono andati nelle Americhe a lavorare, perché poi il profugo appena sbarca c'ha il maxi telefono. Io ho un telefono Nokia che costa 25 euro, forse sarò l'unica cittadina italiana che non ha internet e se ne vanta, vado bene col mio telefono vecchio. Cacca, appena scappano sulla terraferma hanno il maxi telefono, è un disastro. Speriamo che ci sia un cambiamento e auguro buon Natale a tutti. Grazie Sonia della tua testimonianza, continua a seguirci. Chi vuole rispondere? Sonia ha tirato fuori degli argomenti molto interessanti. Ma se posso... Cioè, prego. Si può anche essere, non sul fatto di non votare, perché comunque ritengo che sia un diritto dovere, però sul fatto che ci sia un distaccamento dei cittadini dalla politica, soprattutto dovuto a una mancanza di espressività e di possibilità di scelta da parte dei cittadini. Forse il primo problema che abbiamo a livello nazionale è quello di non avere una legge elettorale capace di darci un governo il giorno dopo che abbiamo votato. E il secondo problema che abbiamo è che non riusciamo a dare ai cittadini il diritto sacrosanto di poter scegliere i loro rappresentanti. Un sistema elettorale di tipo regionale, calato sul sistema nazionale, permetterebbe ai cittadini di avere un governo il giorno dopo le elezioni, di scegliersi i propri rappresentanti sul territorio e forse di riavvicinare la gente alla politica. È molto semplice e forse scontato. Ma io non posso essere d'accordo, cioè, io ringrazio la telespettatrice che ha chiamato, ma penso che nessuno di noi fa politica per mestiere, facciamo gli amministratori, insomma, no? E diciamo che vivendo tutti i giorni la realtà del comune che amministri, chiaramente non puoi essere che d'accordo con quello che dice la telespettatrice, però è anche vero che si può essere d'accordo su tutto, però qualcuno le cose ha tentato di cambiarle. E cosa abbiamo preso? Sovranisti, eccetera, eccetera. Quando Salvini ha chiesto, no, non era un discorso più poteri alla Mussolini, era solo un discorso di dare a chi poi deve amministrare questo benedetto paese il potere di farlo e di non avere lacci e laccioli come anche questo governo sarà sottoposto, perché obiettivamente non si può mettere assieme l'acqua e l'olio, insomma, perché sono due cose che si respingono. Sì, sicuramente diciamo, una politica più attenta alle esigenze dei cittadini. Certo, e adesso in generale. Ecco, lei pensa che questo governo sia in grado di dare delle risposte? Comunque... Non perché noi siamo andati via, perché io ritengo che la scelta di Salvini sia stata, diciamo, concordata anche con i vari governatori, con gli amministratori della Lega, perché ormai non si poteva più, come diceva, anche no a questo, no a quello, adesso diranno sì a tutto. Sì, non solo, secondo me la politica deve stare vicino al cittadino, ma in senso costruttivo, non in senso demagogico, certo. Perché altrimenti adesso favorisco quelli del Notava, adesso la butto lì, Tessa non è contro il 5 Stelle. No, figuriamoci. No, ma è semplicemente... Adesso sono d'accordo. Cioè, nel senso, non mai stati d'accordo. Nel senso, ecco, non è che magari per favorire una certa popolazione, una certa parte dell'elettorato poi si svantaggia tutta l'Italia, però è anche vero che il 5 Stelle comunque molte battaglie le vuole portare avanti, poi magari siano cose... Testa, adesso me lo dica lei, cioè un po' demagogiche, un po' realiste, problematiche. Se dobbiamo parlare del TAV, io... No, parliamo anche di queste ultime manovre, un po' carcere, TAV siete stati smentiti categoricamente in Parlamento, appunto, e basta. E il Presidente del Consiglio Marco si è dimesso.
Cioè, voglio dire, era il vostro presidente, no? Noi in Parlamento abbiamo votato contrario, il resto del Parlamento ha votato a favore. Basta, finito. In Parlamento si decidono le cose. Finito, non c'è altro da dire. La TAV si fa perché il Parlamento ha deciso che si fa. Perché il Parlamento decide. Finito. Sì, ma c'è una legge non scritta. C'è una legge non scritta che quando tu vai sotto. No, questa è una legge. Sì, ma voi sì, avete un vostro metodo. Per me il TAV che è una se vai sotto in Parlamento devi dimetterti. Cosa vuoi stare lì a fare? Ma lasci cioè, obiettivamente. Ma per carità. Scusate, io non posso fare un intervento che mi parlano sopra, che dopo non posso più. Non parliamo sopra perché sennò veramente poi da casa non si sente nulla. Comunque, scusa, finisco l'intervento. Cioè, siamo sempre stati contrari alla TAV, anche perché fondamentalmente poi per farla ci vorranno cosa? 10 anni, 15 anni. Tra parentesi, negli ultimi governi in cui c'erano questi signori alla mia destra, stiamo parlando cos'è? Dal 91 che si parla, 95, 94 che si parla di TAV. Perché non l'avete fatta? Cosa vi lamentate con noi? Fatela! Non l'avete fatta, basta, è inutile che continuate a lamentarvi con noi perché non la vogliamo. Non l'avete fatta in 25 anni. Non è che non volete la TAV, non 25 anni, avete avuto 25 anni per fare la TAV e non l'avete fatta. Cosa vi lamentate con noi? Sentiamo Pizzolo che non parliamo uno sopra l'altro. Io mi riaggancio a una parola che ho sentito dire a Sonia, che è dazi, che c'entra poco con quello di questa esatto. E vorrei dire questo: attenzione a parlare di dazi, perché se è vero che noi dobbiamo tutelare i prodotti made in Italy, dall'altra parte dobbiamo sapere sempre che tutto il nostro vino, tutto il nostro formaggio, tutto il nostro olio ed altri prodotti non possiamo mangiarli e consumarli tutti noi, e quindi dobbiamo esportarli. Dazio chiama Dazio, ci vuole equilibrio anche in queste cose, e quindi anche negli accordi internazionali vanno visti, rivisti, vanno accettati dagli altri paesi i prodotti solo se rispettano le stesse regole che rispettano le nostre aziende per produrli. Dobbiamo quindi tutelare il nostro Made in Italy, però non possiamo prescindere dal sapere che la maggior parte del reddito che arriva alle nostre imprese agricole, soprattutto per i settori che ho citato, il vino, i formaggi, l'olio, deriva dalle esportazioni. Anche il vino, insomma. Però se diciamo mangiamo italiano non siamo cattivi. Mangiamo italiano ed esportiamo italiano nel mondo. Nel senso che comunque non è un pensiero malvagio. Tessa, senta, volevo chiedere, il 27 domenica c'è un importante test elettorale in Umbria, si vota per le regionali. In provincia di Lecce? Come? Non si vota in provincia di Lecce? Come in provincia di Lecce? Non lo so. Comunque... No, è l'Umbria, no, così mi sembra che abbia detto il Conte, il Conte bis, che l'Umbria... Mi sfugge questo. Ha detto che l'Umbria non è poi fondamentale come test nazionale. In quel senso, esatto, sì, perché adesso... è più o meno grande contro la provincia di Lecce, come ha detto stamattina, insomma. No, a prescindere da quello che ha detto il nostro Conte, però secondo lei, è un importante test elettorale? Come andrà a finire? I sondaggi parlano abbastanza chiaro, però secondo lei può essere interpretabile questa kermesse elettorale oppure no? Sì, secondo me sarà sicuramente un ottimo test per mettere in discussione questo patto che è stato fatto col PD, che per me è sbagliatissimo. Perderemo senza alcun dubbio. Continuiamo a dare la pappa in bocca al centrodestra con iniziative di questo genere. Secondo me è sbagliato, faccio autocritica, non ci trovo niente di strano, cosa che centrodestra e centrosinistra non hanno mai fatto. Noi del Movimento 5 Stelle, almeno alcuni di noi, ma penso la maggior parte, fanno autocritica. Quando noi sbagliamo lo diciamo, sempre e comunque, cosa che non ho mai visto fare né a destra né a sinistra. Mai sentito. E ditela a Di Maio. Benissimo, quindi secondo me è stato un errore, è stato un grosso errore, trovo che alcune funzionalità del sistema Rousseau, per esempio quando si è dovuto votare per decidere se bisognava allearsi oppure no, il fatto che uno dal Veneto possa decidere se in Umbria ci si deve alleare oppure no, per me è una stupidaggine. Lo dico proprio caldamente, non ho niente da nascondere. Comunque ecco, questa autocritica le fa onore. Ecco, lasciamo un attimo la diretta, l'ultimo stacchetto pubblicitario, per gli ultimi 15 minuti devo ancora approfondire alcune cose, devo fare delle domande, sicuramente voi volete sapere la risposta.
Eccoci noi in diretta, noi abbiamo continuato nel fuori onda a parlare, c'è la nostra diretta Facebook che comunque non lascia scampo a nulla, e quindi qualche opinione diciamo non possiamo smentirla dopo, perché sennò magari ci guardate da casa. Ecco, però Contessa stavamo dicendo questo, cioè effettivamente onore al suo senso autocritico, perché sicuramente, diciamoci la verità, i 5 Stelle sono vissute due anime, una più votata a sinistra e una invece meno votata a sinistra, e in questo momento ovviamente è normale, come in ogni partito ci possa essere le correnti che sono più o meno legate. Però la domanda che ha fatto Tessa non è male. Ci sono negli altri partiti questi, diciamo, confronti interni così sereni, oppure la linea del partito rimane quella e alla fine non deve trapelare nulla? Perché l'ho chiesto a Bortoluzzi, lei non si espone, cioè nel senso in generale. No. La linea, l'ho detto prima, l'ho detto fuori onda, l'ho detto, abbiamo fatto saltare il governo. Mi sembra chiaro che abbiamo voluto dare un segnale, no? Che non andavamo d'accordo. Quindi questo è il primo segnale. Dopodiché è evidente che se militi in un partito c'è qualcuno che ti traina e devi comunque rispettare anche chi hai davanti, perché se no, se tutti quanti diciamo la nostra, non portiamo avanti nessun tipo di ideologia e nessun tipo di idea di partito. Però le discussioni interne le facciamo, e come? Tant'è che queste discussioni qua sono state fatte, no? C'erano tanti che non volevano l'accordo col PD, con i 5 Stelle dall'inizio, è sempre stato detto, dopodiché è stato fatto quando c'era un patto, c'era un contratto di governo. Il contratto è stato rispettato per un determinato periodo e dopo sono cominciati no. Ancora questa storia di no. No, è la verità, è la verità. Cioè, io posso parlare per Belluno. Il ministro D'Incà l'altro giorno ha detto parliamo di province, bisogna parlare di province. Le province sono enti di secondo grado. Se vogliamo cominciare a avvicinare la gente alla politica, dobbiamo fare anche scelte politiche. In provincia, in questo momento qua, tutte le province non possono fare una scelta politica. Stavamo cercando di portare avanti questa cosa qua, per i 5 Stelle sono poltronifici. Bene, poltronifici, le province sono là. I poltronifici erano gli amministratori che prendevano uno stipendio minimo comunque, perché non andavano a gravare sulle casse dello Stato, chissà con quali soldi. L'abbiamo visto con i parlamentari, col taglio dei parlamentari, senza fare una riforma elettorale. Sono tutte cose questa qua è pura demagogia, e l'allontanamento dalla politica è dovuto proprio a queste cose qui, perché abbiamo fatto passare la politica per un mestiere che non è quello che è deputato a fare, che è un mestiere nobile. La politica dovrebbe decidere il futuro di tutti quanti. Invece in questo momento qua sembra che far politica diventi non si sa cosa, la facciamo sulla piattaforma, la facciamo su Facebook. La politica dovrebbe avere come scopo rendere felice la popolazione, cioè far star bene le persone. E invece qua, secondo il mio punto di vista, non si fa la politica in questo senso, si fa una politica di terrorismo, di manette agli evasori, siamo tutti evasori, i imprenditori sono tutti delinquenti, sono tutti evasori, sono tutti... Sì, ma gli imprenditori, i piccoli artigiani sono tutti evasori, le multinazionali invece sono tutte a posto. Esatto, chi può delocalizzare? Questa è demagogia. Parlavamo di dazi prima, i dazi non vanno bene per l'agricoltura, perché il Made in Italy sull'agricoltura dopo soccombe proprio se gli altri ci mettono i dazi, però se parliamo di occhialeria, parliamo di moda, la producono di fuori, la riporti in Italia, metti l'etichetta e quello là ti porta alla multinazionale a mettere Made in Italy. Questo qua è quello che danneggia l'Italia in questo momento qua. Questo è il punto. Dopodiché bisogna fare le giuste... Sì, ma queste sono cose che si decidono quando ti siedi a un tavolo con dei burocrati europei. Se tu al tavolo non ti ci siedi e non vai... esatto. Questa è una storia, ormai la conosci. Se tu al tavolo penso non che ci lo faranno vai, studiare anche alle elementari ai bambini, che Salvini non andava ai tavoli. È una storia, ormai che la sa anche il demonio. Io spero vivamente che il prossimo governo, che questo il duri vostro altri... governo. No, io spero che il prossimo governo, vivamente, ci sia una legge elettorale e che vi mandi
al governo, ok? Vi fate il vostro governo, dopodiché usciremo dall'Europa. Spero che lo facciate Chi è questa che ha volta. detto che vuole uscire dall'Europa? Nessuno vuole uscire dall'Europa. Non si vuole più uscire dall'Europa. No, nessuno, non è uscire che l'ha mai dall'Europa. detto? Ok, quindi non si esce dall'Europa. Allora, prima delle elezioni europee tutti dicevano questa Europa è da riformare, giusto? Non c'era un partito che non diceva questa Europa non va, così com'è non va bene. Fatte le elezioni, la Lega assieme agli altri partiti di centrodestra ha ottenuto un risultato, diciamo, discreto. Cosa succede? A Bruxelles cambiano le carte in tavola e quindi per le elezioni della Presidente concordano di far saltare il governo Salvini, Salvini praticamente, no? E si è visto chiaramente che Conte è andato a elemosinare l'aiuto della Merkel. Ma che film vi fate? Un film, dall'Europa vogliono far saltare il governo Salvini. Il governo dove Ma vi rendete Salvini? conto che avete No, un ma allora- ministro dell'interno che non ha mai lavorato? Ma che non ha cosa mai c'entra? fatto niente. Ma- E l'Europa allora, io ha ho detto- deciso io ho di detto far il saltare cinema il che lei- governo No, Salvini. No, non Ma è questo che... è un cinema veramente, Non è che- Sentiamo cioè, di Vox una Italia. persona che passava le sue giornate adesso in capisco perché spiaggia a bere il mojito, 37% Ma quante volte in l'ha fatto? spiaggia a bere il Adesso ho mojito, capito. una persona che passa in spiaggia a bere il mojito, che Morazzi, non va a sentiamo- lavorare, No, io che sono- non è al Ministero dell'Interno, che non lo conosce nessuno, perché dico, vabbè, non Sentiamo c'è. Moracci. Io sono E contento. lo conosci i fantastico. cittadini perché ha preso il 35%. Sì, ma a fare cosa? Invece di Hai restare a capito lavorare, qual è la differenza? poteva restare a lavorare, cosa che abbiamo fatto noi. Ah, ma, certo. sì, E noi dal siamo rimasti- 37 siete passati Pazienza, a 20. noi abbiamo lavorato. 5 Stelle, Il 5 Stelle dovrebbe quantomeno spiegare agli italiani se c'era il governo Salvini Movimento 5 Stelle e bisognava stare in Europa in maniera seria, come dice il 5 Stelle, sono andati in Europa, là Salvini ha votato una cosa e il 5 Stelle ha votato un'altra. Certo. Fatalità, no? E giustamente dice che film ci siamo fatti. Non è un film, è la realtà, è stata solamente che è una realtà. Poi vedere, è preoccupante perché vedere il Presidente del Consiglio, che chiaramente è file, non si è capito se 5 Stelle o del PD, lo diranno le università che ha fatto, no? Questa mattina ieri è stato convocato dal Copasir, il Comitato del Controllo dei Servizi E ha Segreti, attaccato Salvini. e l'argomento, adesso io sono di Fratelli d'Italia, non vorrei passare per uno della Lega, no scherzo, No, gli amici della Lega sono amici. Ormai No, esatto, ma infatti la paura loro è proprio questa qua. L'unico argomento, cioè si sta parlando se i servizi americani hanno trattato con i servizi italiani e la risposta è stata che Salvini venga a parlarci dei problemi Non è della stata Russia. questa la risposta. Come Questa no? è stata la seconda parte della risposta. La prima parte della Ma non risposta. deve darla, un Presidente del La Consiglio prima in una parte situazione, della risposta- in una convocazione del Comitato dei Servizi, cioè non può dire quello. Lo Allora dice voi avete visto lo solo una dice- parte dell'intervista, Sì, ma lo perché dice in un'altra chiaramente- sede, non lo dice al Copasir, lo dice in Lui un'altra ha, sede. detto chiaramente che certe informazioni sono riservate. Certo, Basta, ma lui finito. il fatto è che di Salvini Cioè, voglio dire, lo poteva poi- andare a dire fuori dalle scale del Parlamento, non c'era per bisogno che lo carità. diceva là dentro. Però la Ma prima detto, Salvini Nessuno non gliel'ha era- chiesto. E che c'entra? Perché non lo può dire perché nessuno gliel'ha chiesto. No, non lo dice in quella sede. Siccome da un punto di vista una persona seria non lo siccome- dice in questa sede, in quella beh, sede. allora, parliamo di persone serie. Ah, non è serio allora il vostro Presidente? No, non Ah no, era questo ho il capito punto. questo io. Ma qua li state interpretando tutti a vostro piacimento. No, no. Questo che mi fa Noi veramente ascoltiamo ridere. quello che No, lei no. dice, non Sì, è che interpretiamo. Le parole C'è hanno un un'interpretazione significato. fatta in base a quello che vi fa più comodo al momento. Cioè, io ripeto, allora, il governo Conte, il primo, cade perché Salvini va a dire io voglio far cadere il governo. Ha fatto Punto, bene. finito. Per questo cade il governo Conte e non c'è altro da dire. Dopodiché le motivazioni, i troppi no, finito. Cioè, le motivazioni sono altre. Le motivazioni sono che grazie ai sondaggi e alle europee voi pensavate di far cadere il governo e andare subito a votare. Questa è la realtà. E invece non funziona così. No, non funziona non così. si vota perché- quando volete voi. Ringraziate Anche Zingaretti. perché Ringraziate Zingaretti e le promesse anche che perché ha fatto. fare spendere agli italiani ogni volta $500 milioni per fare un'elezione sono una marea di soldi. A voi non interessa. È questo No, ma il non fatto. interessa al 5 Stelle, gli interessava il tonno. La scatoletta di tonno che l'ha aperta. Gli è piaciuta?
e sono rimasti. Bortoluzzi, Anche la vedo perché sapete che alle prossime elezioni non andate più da nessuna parte. Questa è la verità. Pazienza. Pazienza. Questa è purtroppo la Ma io lo verità. spero vivamente, ma io anche vi noi lo speriamo, assicuro perché lo spero vivamente. Anche noi lo perché speriamo. primo bisogna sempre fare autocritica sulle cose che sono state fatte bene o fatte male. Secondo, sono proprio curioso di vedere se anche questa volta ci portate lo spread a 600. Voglio proprio vedere se lo fate di nuovo. Sono veramente curioso di vedere se continuate a mettere condannati al governo, mafiosi al governo. Piano. Condannati. Che piano? Piano di Voi avete condannati. Noi non abbiamo. In primis il vostro capo supremo. Noi non abbiamo. Ma non è il governo. Cioè io non accetto. Non è il governo, non fa parte del Parlamento. Non fa parte del Parlamento. Voi avete condannati al Senato e in Parlamento. Voi. Noi. Sì. Avete condannati al Senato e in Parlamento. Sentiamo Cecchelero, però non parliamo uno sopra l'altro perché... Al di là che, come avrebbe detto Mazzoni, io sono dell'idea che il matrimonio con i 5 Stelle non sa da fare, non si era da fare. Sì, esatto. Ma detto ciò, io credo che in parte le richieste che erano state fatte dal governo precedente, forse il principale ostacolo che hanno trovato ancora prima dei rapporti interni fra partiti sono stati le barricate costruite dalla burocrazia romana, forse ancora al di fuori dei partiti, che hanno realmente impedito, ad esempio, ai decreti relativi al federalismo di essere approvati e di essere portati avanti. E questo penso che rientri in quell'affermazione che ho fatto prima, dicendo che il popolo deve tornare a poter esprimere la propria volontà, anche scardinando un sistema che non è solo esclusivamente quello politico, ma è anche principalmente quello burocratico, quel sistema intoccabile, quell'apparato che Andreotti dichiarava i politici passano ma i funzionari restano. Bisogna cominciare a far passare anche i funzionari se vogliamo cambiare strutturalmente questo Paese. Sì, anche nei comuni, anche nelle regioni, e purtroppo questo è un problema generalizzato. Principalmente ai romani. È un problema perché generalizzato. Nei comuni e nelle purtroppo. regioni c'è un'interfaccia col cittadino, il cittadino sceglie, il cittadino decide, il cittadino valuta. A certi livelli burocratici credo che sia i 5 Stelle che la Lega si possano definire in parte vittima di un sistema che non voleva cambiare. E non vuole cambiare. No, ma infatti una delle ancora prima delle volontà dei partiti. Una delle prime cose che mi è stato detto da parte dei deputati è che c'è veramente da un punto di vista della burocrazia interna, quindi dei funzionari, ci sono delle resistenze veramente molto forti e purtroppo loro hanno le mani dove... E sanno quello che fanno molto di più del politico che magari è appena entrato in amministrazione. Esatto. Quella famosa scatoletta di tonno che doveva essere aperta è diventata una trappola per tutti. La famosa manina vuol dire, che ha messo ha fatto delle varianti su alcuni progetti, cioè non è detto che sia stata una manina di destra o di sinistra. Adesso non voglio fare, però non è detto che sia stata fatta da un partito. Posso dire una cosa? Chi è che fa le leggi? Il Parlamento. Quindi si possono fare, si possono cambiare, però per cambiarle bisogna conoscere la materia e non si può prendere la gente per strada e metterla all'interno del Parlamento perché è pura, è tutto a posto, è la miglior persona, perché dopo non è in grado di gestire le cose. Le abbiamo viste a Roma col sindaco che è stato messo là, che doveva cambiare Roma e non è stato capace di fare niente. È uguale in Parlamento, perché te devi mettere persone che siano capaci, che abbiano fatto una scuola politica, e cosa che i 5 Stelle manca completamente. Questa è la verità. Andreotti diceva che bisognava fare prima il consigliere comunale. Certo. Cioè, voglio dire, e qua invece facciamo l'inverso, prima l'europarlamentare, dopo facciamo il l'amministrare la cosa pubblica, bisognerebbe effettivamente partire dal basso, partire dal consigliere e arrivare al presidente della regione. Perché poi puoi andare in Parlamento? Perché se no sei succube degli altri. Dilettanti allo Questa sbaraglio. è la verità. E il burocrate diventa effettivamente la parte più importante. Vuoi dire che non si possono cambiare le norme? Certo, assolutamente sì. La Bassanini che è stata fatta si può cambiare. Certo. Noi invece ci nascondiamo dietro la Bassanini. Certo, no. E ci nascondiamo come? Con questi sistemi qua. Perché comunque la politica... Perché se ti nascondi dietro il funzionario... Vuol dire che te non hai responsabilità, ce l'ha qualcun altro, però sei te responsabile, che hai fatto la legge e potevi cambiarla.
E a Vico d'Arzere è proprio successo questo in commissione giovedì sera. In pratica è successo che ci è stato portato un progetto in commissione urbanistica e un rappresentante di Fratelli d'Italia insieme al rappresentante della Lega hanno detto ma noi questo progetto ce lo siamo ritrovati lì perché sai quante cose si dovrebbero fare altrimenti, chiedere accessi, atti eccetera, e quindi lo dobbiamo provare perché ormai l'iter è andato talmente avanti, ma noi non l'avevamo mai visto. Questo hanno detto uno della Lega e uno di Fratelli d'Italia. Cosa ha commesso il reato? Scusi. No. E questo è stato tutto verbalizzato. È stato verbalizzato. I vostri funzionari competenti hanno detto che si sono ritrovati, a causa dell'ufficio tecnico, alcuni progetti che non avevano mai visto e hanno dovuto approvarli perché altrimenti sarebbero venuti fuori casini, cause, eccetera, eccetera. Ma questo anche noi chiaramente siamo rimasti un attimino... Sì, ma se questi progetti non sono stati visti o erano progetti vecchi, il buon amministratore deve calcolare se approvare quel progetto costa 100.000 euro e pagare 400.000 euro di avvocati e di danni. Io preferisco dire che non l'ho visto e pagare 100, sono perché d'accordo. Gli altri 300 vanno a carico del cittadino. Certo, se l'avesse fatto un 5 Stelle sarebbero stati... io lo dico in generale in questo quindi caso. mi state dicendo che sono stati incompetenti? No, Posso finire? No, certo, scusate, certo, sì, allora, sì. se l'avesse fatto un 5 Stelle sarebbe stata incompetenza. Invece l'ha fatto uno della Lega e uno di Fratelli d'Italia. Allora, sono incompetenti o no? Non possiamo giudicarlo perché non non potete... È tutto verbalizzato. È tutto verbalizzato. Bisogna vedere gli atti. È tutto verbalizzato. Sì, bisogna vedere gli atti. No, non è un presupposto. Voi dovete darmi una risposta. Non perché altrimenti io non conosco la realtà di Vico è d'Arzere. verbalizzato. Quindi sarà un problema poi di chi dovrà rispondere in merito alle scelte che sono state fatte. Parto da un altro presupposto però. Nel Veneto ci sono centinaia di sindaci della Lega e cresciamo diciamo ogni qualvolta in maniera importante in percentuale. Vuol dire che abbiamo il discorso del buon padre di famiglia e che governiamo bene i nostri comuni. I 5 Stelle avevano un sindaco a Parma, l'hanno mandato a casa. Quello di Torino si è salvato per un pelo, quello di Roma è una catastrofe umanitaria, quello di Livorno l'avete mandato a casa. Ma di cosa stiamo parlando? Questa è la Raggi, Marco, ne state parliamo. cambiando discorso su quello che ho appena detto? Io vorrei una risposta su quello che ho chiesto. Non possiamo allora, dare una risposta. Io ho già detto perché non ne rispondo. O forse non potete rispondere perché sono del vostro partito. La risposta è per quello. Stavamo parlando prima. Gli ultimi 20 secondi poi chiudiamo perché dobbiamo... Prima stavamo parlando del dissenso interno, dei discorsi interni che si possono sicuramente fare. Testa, quello che ha detto è una riflessione. Il nulla. Eccolo qua. È una riflessione da fare. E siamo al 50% nel Veneto. Vabbè, sicuramente io spero che a prescindere dal caso che ha messo in evidenza Testa, sicuramente la politica, quella locale del sindaco, come diceva Cecallero, deve riavvicinare il cittadino alla politica, perché comunque proprio interessandosi della vita quotidiana. Infatti magari certe volte capita che ci siano molti più elettori che vanno alle comunali, alle provinciali, alle regionali a votare piuttosto che alle politiche. Questo scollamento è dannoso. È come il discorso della natura che parlavamo prima, la natura, la democrazia, vabbè, tanto c'è già, è tutto a posto. La democrazia va difesa ogni giorno con impegno, per questo non bisogna, come dicevo prima a Sonia, a Sofia, non mi ricordo la nostra telespettatrice, bisogna andare a votare, bisogna esprimere il proprio parere e impegnarsi sulla vita di ogni giorno. Questo è vivere democratico. Ecco, direi che possiamo sicuramente chiudere la nostra puntata. Domani siamo sempre alla nostra ora qui su questo canale alle 21:00 spaccate a parlare di Love in Food, d'insieme delle persone e del nostro Salute e Medicina, il format che parla della cura della persona. Oggi invece abbiamo subito dopo Davide Maso che ci parla invece di consulenza del risparmio, cioè come fare per difendere in questo momento i nostri risparmi considerando che ci sono interessi negativi, quindi bisogna stare attenti anche alla scelta degli strumenti finanziari. Domani parleremo ancora di governo, di tasse, vediamo un po' se riusciamo a capire qualcosa in più. Un governo che comunque negli ultimi 2 mesi non ha fatto altro che parlare di manovre, ogni giorno c'era una nuova, quindi, e purtroppo questa situazione qua ha bloccato anche l'economia. Io ringrazio comunque per veramente l'impegno e la partecipazione dei nostri ospiti, Rossano Moracci, consigliere comunale al Bignasco. Grazie a voi.
che è un comune in provincia di Padova di Fratelli d'Italia, Cristiano Testa, consigliere comunale Vigo d'Arzere, anche qui Padova, Movimento 5 Stelle. Buona serata ai telespettatori. Enrico Pizzolo, che è presidente Confagricoltura della provincia di Vicenza. Grazie, buonanotte. Renato Bobo Miatello della Lega. Buonasera, grazie. Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale di Belluno della Lega. Grazie, buonasera a tutti. Andrea Cecchellero, sindaco di Posina in provincia di Vicenza, militante della Lega. Buonasera e vi aspettiamo a Posina. Bene, abbiamo parlato anche di Belluno, quindi certamente con un po' di emozione abbiamo ripercorso quei momenti, però bisogna rimboccarsi le maniche, l'orgoglio del Veneto viene sempre fuori e spero che questo sia di esempio non negativo ma positivo anche per le altre regioni d'Italia. Andiamo avanti, domani un altro appuntamento ancora con Insieme delle Persone, Love in Food e Salute e Medicina. A domani, grazie. Invece portare dell'educazione o dei contenuti di valore è molto più difficile e dispendioso, ma le posso garantire che poi nel momento stesso in cui si instaura una relazione di qualità è molto più gratificante. Perché si è detto che gli scandali di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno, fra virgolette, rovinato i sogni e i progetti di migliaia di famiglie, però ecco, volevo chiederle, ci sono ancora persone che le è capitato di svolgere la sua attività e hanno detto no, non firmo il contratto perché non mi hai dato un rendimento, non mi dai una definizione, oppure la gente sta cominciando a capire? Ma io credo, ripeto, non credo, ma mi è capitato di incontrare persone che purtroppo hanno perso parte o anche la totalità del patrimonio. Alcuni poi così confrontandosi in maniera poi amichevole mi ha detto magari l'avessi conosciuta prima, no? Però in Italia purtroppo noi siamo abituati un po' così, quindi prima ci deve capitare e dopo ci si comincia a pensare. È difficile fare il percorso inverso. La cultura finanziaria deve andare e l'educazione finanziaria deve andare in questo senso. Io sono un educatore finanziario certificato e l'associazione di cui io faccio parte entra anche nelle scuole, quindi cercando di portare dei messaggi a dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, a volte anche le scuole medie, cercando di fornire dei contenuti che possano in qualche maniera dare del valore in proporzione, in funzione dell'età che hanno i ragazzi, ma cercando di portare dei messaggi educativi. La risposta che ne è susseguita è che questi ragazzi hanno portato questi messaggi a casa e la rispondenza è stata positiva. Quindi vuol dire che se programmata nella giusta maniera
possiamo fare del bene. Questa è la cosa importante. Quindi diciamo in sostanza il consulente finanziario è un po' uno psicologo, quindi deve entrare si deve sincronizzarsi con gli obiettivi della famiglia e diciamo costruire una pianificazione finanziaria con gli obiettivi della famiglia. Certo, poi la cosa su cui mi vorrei soffermare è proprio questa. Noi siamo chiamati i bot people, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a qualche anno fa, fino probabilmente a una decina d'anni fa circa, l'investimento per eccellenza era il bot a 3 mesi. Perché comunque era, da una parte aveva dei rendimenti molto elevati che soddisfavano la clientela, ma diciamo, questo monoprodotto sottoscritto mediamente dagli italiani non ha dato la possibilità ai risparmiatori ad educarsi nella maniera corretta. Le cito un dato. Lei pensi che l'italiano a livello internazionale è quello che accumula più patrimonio di tutti, ma al tempo stesso è quello che lo sa rivalutare meno di tutti. Cosa vuol dire questo? Abbiamo mediamente un orizzonte temporale, cioè il tempo che siamo disposti ad aspettare per poter vedere i frutti dell'investimento o del servizio sottoscritto, che è molto più basso rispetto ad altri, ai risparmiatori di altri paesi. A me piace usare un po' anche alcune metafore, no? È come in qualche maniera piantare una piantina, no? Puntare la canna dell'acqua, chiudere il balcone e il giorno dopo vorremmo aprire il balcone che la pianta fosse rigogliosa con i frutti grandi così, e se non ci piace via tutto e ripartiamo da capo. Ecco, questa chiara metafora dà il senso un po' alle scelte che l'italiano mediamente fa. Quindi quando i mercati vanno un po' in stress non sa aspettare e a volte, anzi molto spesso, fa delle scelte non razionali distruggendo patrimonio. E quindi la grandissima differenza non la fa l'investimento, ma la fa il comportamento. Quindi dovremo, per dare una risposta poi alla fine alla domanda che lei mi faceva, il grandissimo salto culturale che noi dobbiamo fare è essenzialmente questo: passare dalla scelta del singolo prodotto alla pianificazione finanziaria. Cosa vuol dire? Andare sul bisogno. Le cito un esempio. Se io ho un figlio che ha 12 anni e ho come obiettivo quello di accantonare delle cifre affinché lui, quando andrà all'università, possa avere diciamo, la liquidità necessaria per poter far fronte a questi costi. Quindi è un piano che io devo affrontare, che non è di breve scadenza, ma è di media scadenza, 5, 6, 7, 8 anni. Quindi dovrò andare su quegli strumenti che hanno la massima valorizzazione in questo tempo. Se dopo 3 mesi o dopo 6 mesi o dopo un anno non sono soddisfatto, non devo essere lì a cambiare strategia. Molto spesso avviene proprio questo. Ecco perché avviene molto spesso la distruzione di patrimonio. Oppure, altra cosa che mi verrebbe da dire è questa: se sappiamo tutti che la previdenza pubblica non riuscirà più a sostenere il tenore di vita che hanno gli italiani. Quindi se voglio accantonare delle risorse per quando andrò diciamo in pensione, devo necessariamente farlo con gli strumenti dedicati, cioè devo andare non più sul singolo
prodotto o il singolo servizio e confrontare il rendimento su tempi brevi, ma devo andare sul bisogno, capire cosa sto facendo, che cosa voglio, perché sto risparmiando, ma soffermarsi in maniera importante su queste cose qua e cercando di costruire pianificando le mie scelte finanziarie in ragione agli obiettivi, perché io posso avere degli obiettivi in famiglia, lei ne ha degli altri, quindi ognuno di noi in famiglia è strutturato in un determinato modo e abbiamo tutte delle esigenze diverse e su questo noi dobbiamo lavorarci tanto. Questo è il grandissimo salto culturale che noi dobbiamo fare. Sì, diciamo, in effetti il promotore finanziario, consulente del risparmio, fa anche questo tipo di attività, è un'attività culturale, in effetti, evitare la distruzione di patrimonio. Le faccio una domanda a cattivella, se mi passi questo termine. Cosa consiglierebbe ad un risparmiatore che va solo in banca a sottoscrivere prodotti finanziari? Come comincerebbe a venire da lei? Al risparmiatore che di chiedere, cioè la grandissima differenza, io mi rendo anche conto che non è facile, no? Perché però informarsi, no? Quindi credo che la cosa più importante che deve fare oggi un risparmiatore è non fermarsi a magari al singolo consiglio, ma valutare anche più professionisti, no? Quindi in modo tale che possa avere un'idea molto più ampia di quello che potrebbe, del servizio che potrebbe acquistare, non dico del prodotto, ma del servizio, perché il servizio è quello che fa la differenza. Benissimo. Ecco, ringraziamo Davide Maso. Grazie a lei. La sua disponibilità spero che sia di stimolo ai risparmiatori a riflettere sulle scelte e a valersi di persone preparate per la pianificazione dei loro risparmi. Davide Maso a botta e risposta. Do